Benvenute e benvenuti alla 16ª edizione della Ciocchita d'Oro. Voglio un applauso di tutti i sassaresi, forza, fatevi sentire. E poi di tutti gli accuditi, forza. E poi di un nutrito gruppo, sappiamo, di continentali, fiorentini e compagni. Eccoli! Allora adesso l'applauso lo voglio ancora più grande perché io vi voglio presentare colui che ci accompagnerà in questa gara, in questa serata dal ritmo serratissimo, il mio telecioghista preferito, Francesco Salis. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Ciao Rachele, grazie. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. Per noi è il terzo anno insieme, il secondo anno in questa favolosa piazza che si presta, guarda, alle dimensioni adatte. Assolutamente. C'è la zona delle cibarie, insomma, dei bagordi e poi la zona dell'attenzione, giusto? Sì, assolutamente. Siamo pronti allora a questa fantastica sfida di succhiatori di lumache. Come ha detto Rachele, io sono il telecioghista, lo potete anche vedere dalla maglietta. Quindi commenterò in diretta live le sfide di questi atleti, perché per me sono degli atleti. Sono senza dubbio degli atleti, tra l'altro quest'anno la gara amplia i suoi orizzonti, Francesco. Beh sì, orizzonti nazionali, perché abbiamo i nostri amici toscani che li risalutiamo. Grandissimi, l'anno scorso hanno partecipato in 2, quest'anno hanno ampliato il loro numero di partecipazione, siamo soltanto contenti naturalmente. So che si sono allenati tutto l'inverno mangiando cioga a Firenze, vero? No, era impossibile, però apprezziamo la buona volontà, Tra l'altro più tardi magari scopriremo da loro se Firenze o la zona della Toscana ha tra i piatti tradizionali la ciogga minuda, la lumachina, oppure comunque se le lumache fanno parte della tradizione gastronomica, perché ci sono altre parti d'Italia che insomma si danno da fare, a parte Sassari, ma noi siamo il top a livello nazionale. Sì, è vero. Sinceramente non solo la Toscana, però mi fa molto piacere che ci siano anche questi ragazzi appunto per allargare la competizione non solo a Sassari ma appunto anche a livello nazionale, che poi praticamente questo è un campionato del mondo, perché credo che non ci sia da nessuna parte nel mondo una roba del genere, quindi stasera eleggeremo il campione del mondo di succhiatura di lumaca, possiamo dirlo. E possiamo dire che anche abbiamo già un record mondiale, un world record, un Guinness World Record, perché dovete sapere, ma lo sapete benissimo, abbiamo un campione imbattibile? Chi lo sa, quest'anno ci saranno delle sorprese? Quanti concorrenti abbiamo pronti a sfidare il supercampione? Abbiamo 14 concorrenti se non ricordo male, sì. C'è il supercampione da battere che è Antonio Pintus, campione in carica, un numero incredibile di successi, però c'è qualcuno quest'anno che si presenta piuttosto agguerrito sul palco, quindi Antonio te la dovrai giocare, non avrai vita facile quest'anno, sappilo. Allora, con un grandissimo applauso invitiamo a raggiungerci Lillo Carboni, il patron della Cioghitta. Più forte, più forte! È tutta la settimana che festeggiamo, grazie. Io cedo il microfono a Lillo. Grandi! Buonasera a tutti e benvenuti alla 16ª edizione della Ciocchita d'Oro. Io non posso fare altro che ringraziarvi, stringetevi alle sedie e fate un tifo fortissimo e ricordatevi che la settimana si concluderà domani con uno spettacolo gratuito di Pino gli Anticorpi. Venite numerosi anche domani, divertitevi e buona serata. Aspetta Lillo. Aspetto, scusa. Pensavo... Lui va di fretta. Allora, intanto una settimana l'ha detto, una ghedda. Per il secondo anno festeggiamo per una settimana intera la tradizione sassarese con vari momenti, dalla musica al... Forse abbiamo anche una piccola sintesi, vero regia? Abbiamo un video di quello che è successo in questi giorni per caso? Abbiamo qualcosa, Daniele? Vai. Se non è pronto lo facciamo vedere più tardi. È pronto. È pronto, via. Ve lo racconto io. Praticamente la prima serata si è aperta con una premiazione, un riconoscimento ai musicisti che hanno dato origine e hanno valorizzato e diffuso la musica sassarese. Quindi
sia le persone ancora tra di noi che purtroppo le persone scomparse. È stata una cosa molto carina e toccante. La seconda serata c'è stata la prova di portata di candeliere, il famoso Cande Racing. Subito dopo abbiamo avuto dunque scusate è stata una settimana durissima. La musica. Sì, la musica e la cultura. Abbiamo dedicato la serata a un momento di approfondimento della cultura sassarese. In che modo? Ospitando qui sul palco due persone, due studiosi, Bruno Lombardi e Fabrizio Dettori, che accompagnandosi a un quintetto di ottoni che eseguivano dei brani della tradizione sassarese in una maniera molto elegante e diversa dalla solita espressione folk, ci hanno raccontato, chiedendo anche ai presenti di tradurre qualche detto, qualche nome in sassarese. È stato un momento di approfondimento molto carino. Venerdì mattina invece c'è stata un'altra cosa molto simpatica a Fontana di Rosello, una rievocazione storica del ormai dimenticato mestiere del carraiolo, i nostri acquaioli, che portavano le acque in tutte le case prima che esistesse una rete idrica pubblica. E la sera di ieri si è conclusa con l'Ugaraoke, potete vedere qui qualche immagine, un karaoke in lingua sassarese, dove ci siamo divertiti un po' scimmiottando Fiorello degli anni 90 con i miei capelli lunghi, la coda. E niente, questo è tutto. Siamo arrivati qua, domani l'ha ricordato, pieno gli anticorpi con lo spettacolo A Nonno. A nonno. A Nonno. A nonno. Prima di andare avanti ricordiamo che potete gustare le delizie della gastronomia sassarese. Lillo, ci vuoi ricordare chi e che cosa possiamo incontrare nella piazza? Allora, nel primo stand troverete le tipicità, chiamiamole umide, quindi le melanzane, le favette, la coratella e una serie di altre prelibatezze. Poi troverete i gigioni, i famosi maloreddos, poi uno stand dedicato solo alle lumache, la cioccheria, e mentre invece qui alla mia destra i ragazzi del Ciclo Raggio d'Oro che arrostiscono le carni tipiche della città, quindi salsiccione, pancetta, capocollo e via dicendo. Quindi non vi vogliamo vedere deperiti, scatenatevi in piazza, mangiate con noi, anzi noi non mangeremo stasera, vi guarderemo mangiare, anzi guarderemo tutti mangiare stasera, Francesco, è per noi. Ma adesso, siccome la Cioghitta è nata nel 2008 dalla volontà di un gruppo di amici che hanno avuto questa intuizione, nata per gioco, e poi piano piano si sono aggregati, sostenitori, sponsor e quant'altro, ma soprattutto il Comune di Sassari ha creduto in questa iniziativa. Allora invitiamo sul palco il sindaco Giuseppe Mascia. Un applausino! Buonasera a voi. Sindaco, tu hai fatto l'inizio e adesso stiamo facendo il momento clou di questa ghedda, la Cioghitta d'Oro. Partita come un gioco, invece è un momento per parlare di tradizione, per conservare la tradizione. Ma la ghedda o la Cioghitta è partita come... La Cioghitta. La ghedda è un momento comunque sempre di gioco. Perché io mi ricordo quando è nata la Cioghitta in via Bellieni. Sì, c'ero anch'io, è vero. Io me lo ricordo che aveva fatto chiudere la strada sì, per fare la Cioghitta. Scherzi a parte, noi siamo molto contenti di sostenere, come abbiamo detto qualche giorno fa, le iniziative qui con grande tranquillità e umiltà. Diciamo che non è semplice realizzarle, siamo in procinto di riprendere i lavori al mercato, concluderemo entro questo mandato alcune cose. Questa piazza ci vuole un po' di più. Tutti quelli che fanno attività come queste che propone Lillo, che hanno a che fare con la nostra cultura, con le nostre tradizioni, con la ripresa di una parte del centro storico, noi lo sosteniamo innanzitutto perché ci aiutano a mettere in moto un comparto che da tanto tempo ha difficoltà, e poi perché con orgoglio dobbiamo dire che ci sono delle tradizioni della nostra città che dobbiamo difendere, come fanno altrove, quindi dobbiamo farlo anche noi. Solo questo.
Grazie Sindaco. A voi e buona serata. Goditi la gara, goditi la festa. Grazie Lillo, noi partiamo adesso, cominciamo a entrare nel vivo. Potete presentare i giudici? Aspetta, dopo abbiamo il nostro patron della Cioghita. Non sa che noi abbiamo una scaletta ben definita, che mica siamo arrivati così, vabbè. Esatto. Intanto ringraziamo, a parte il Comune di Sassari, la Camera di Commercio con l'iniziativa Salute e Trigu, Fondazione di Sardegna, Regione Sardegna, Endas regionale, Nuova Capolino e Autocarrozzeria Grassi. Grazie, perché senza di loro non potremmo essere qui questa sera. Assolutamente. Allora, presentiamo la nostra band. Abbiamo una band strafica che ci accompagna da qualche anno e io ve li voglio presentare. Loro sono Domenico Frisciano, voce e chitarra, Nicola De Riu alla voce e alla chitarra, Giuseppe Zucca, voce e chitarra, e infine Michele Petretto al basso. E loro sono la Ghedda Band e stasera ci terranno compagnia con esclusivamente buona musica sassarese che ascoltiamo subito. Sì. Lagrimitadi in terranzena e con suratama torrante che mamma buona dumma apri i bracci non so il cranio ma un figliolo a te Cumente me ne ha grido figlioli chi non vedi l'ora di tornare soffrendi mai te morendi mai te cantava di te Sassari magari lo tempo non s'ammenta di me canto sempre mai te Sassari Zona Santa Elisabetta ma vio pianeta pari più bella e io sono una dighita trittaretta ringrazia Dio che m'ha fatto tornare a chi sei caragante mamma mia di te non mi farà già dimenticare soffrendi vai te morendi vai te cantava di te Sassari magari lo tempo
si ammenta di me, canto sempre mai te, Sassari. Tempo non si ammetta di me, canto sempre mai te, Sassari. Grazie. La Ghedda Band. Ci siamo, Francesco. Sì, ci siamo. È arrivato il momento di raccontarvi come sarà la gara di questa 16ª edizione. Allora, abbiamo 14 concorrenti che si sfideranno praticamente in un testa a testa, che però non sarà eliminazione diretta. Tutti i 14 concorrenti saliranno qua sul palco a 2 per fare il minuto e mezzo che è previsto nella competizione di succhiatura di lumaca. Alla fine di questo turno avremo una classifica con il numero di lumache succhiate e passeranno i primi 8. Passeranno i primi 8, quindi 6 saranno eliminati e da lì faremo quarti di finale, semifinale e finale, a eliminazione diretta chiaramente. Prima di cominciare io vi voglio presentare i nostri giudici. Sono i RIS, ovvero il reparto investigativo succhiatori sassaresi. Intanto magari li invitiamo a raggiungerci tutti insieme, io ve li presento, sono il Gran Giurì Roberto Giordo, il telegrafista Daniele Fois, Carlo Lepori, Paolo Chessa, Giovanni Dettori, Luigi Madarese, Aldo Cavallo. Facciamo un grande applauso ai nostri RIS che hanno una responsabilità pesante. E facciamo un grande applauso anche al comandante Michele Fois, il gran comandante dei RIS, che ahimè si è infortunato. Ma come si è infortunato? Si è rotto una gamba andando a scovare ciocca minuta? Ma si dice così, si è fratturato, non è qua con noi Michele perché stava andando a cercare la ciogga per la competizione nelle campagne sassaresi. Eroicamente purtroppo si è sacrificato per la causa. Allora, invitiamo anche a raggiungerci tutti i concorrenti perché adesso dovete giurare. Prima della grande gara, mettetevi qua davanti, cari concorrenti, dovete giurare davanti a tutti. Siete pronti? Dovete dire lo giuro al termine della formula di rito. Abbiamo tutti i concorrenti, li vedete con la maglietta arancione. Eccoli qua che si avvicinano. Facciamo un grande applauso a questi eroi. Salutate la piazza, godetevi il saluto della piazza. Minuda. Bravi, bravi perché avete coraggio. Allora, siete pronti? Giuro solennemente di rispettare fedelmente il regolamento e di succhiare fino in fondo. Giuro solennemente di far rispettare il regolamento e di assicurarmi che le lumache siano perfettamente succhiate. Ora dite lo giuro. Siete pronti? Via! Apriamo la gara. Tu non hai detto lo giuro. Quest'anno lo giuro, giuro. Va bene, facciamo così. Sarà una figata quest'anno, ne sono certa. Promette bene. Allora ci siamo, Francesco, grazie giudici, siamo pronti, avete preparato, eccole qua, vediamo. Francesco, fai una... Sì. Per chi non le vede da vicino, ecco qua, abbiamo anche l'inquadratura che mostra il momento della preparazione. Ogni concorrente naturalmente avrà il suo vassoio di lumachine fornite in abbondanza a prova di ogni record, perché, ripeto, c'è sempre qualcuno che ne mangia veramente tante, però non dovrebbe rimanere senza in 1 minuto e mezzo. Quindi adesso il nostro Lillo sta preparando
I primi 2 vassoi per i primi concorrenti che invitiamo già ad avvicinarsi. Vabbè, sono qua che hanno appena giurato. Ci siamo? Ci siamo, li chiamiamo, siamo pronti? Ci siamo? Via! Allora, i primi 2 concorrenti sono, io sono senza occhiali, Giuseppe Giuseppe Murru e Mauro Vacca. e Mauro Vacca. Prego. Dovete fare un piccolo sforzo per salire. Ciao, benvenuti. Eccoli qua. Benvenuti, eccoci qua. Chi è Mauro Vacca? Chi è Giuseppe? Allora, prima volta, no? Sì, la prima. Ah, caspita, quindi abbiamo un esordio, un battesimo di succhiatura di Cioghita in pubblico. Anche per te? Per me è la seconda. L'anno scorso. Come sei arrivato? Ho passato il primo turno, poi mi sono perso. Vabbè, conti di migliorarti naturalmente. Speriamo. Allora, Va bene, dai. Chiediamo invece la sensazione, come andrà, no? Prima della partita, come va? Come si Che sente? numeri Come hai si nelle sente? tue Come si corde? sente? Sono io- ottimista. Io ho tanti anni che volevo partecipare e ne approfitto. Ho trovato il coraggio. Sì, perché poi ci potrebbe essere sempre una sorpresa. Io ho un concorrente che verrà più avanti che mi ha dichiarato di essere in grado di mangiare un numero di lumache importante, che potrebbe essere da podio. Quindi poi di lui non so niente, obiettivamente. Chi lo sa, a volte i geni si nascondono, no? Quindi Eh sì, Antonio trema. Io gli ho detto a Antonio che quest'anno non è sereno. Lui pensa di vincere a mani basse, ma non lo so. allora ci mettiamo in postazione. Siamo pronti? Vi dovete accomodare qua. Ah no, qua, scusate. Prendete posto, ecco qua, leviamo le sedie, quelle che possono contaminare la scena di gara. Avete, come funziona Francesco? Che Scusami succede? Rachele che mi stava succede? chiedendo delle spiegazioni. Ecco, adesso Francesco le spiega tutto. Naturalmente le cioghite vanno prese a 1 a 2 a 2, non lo so. Questo ognuno c'ha. Ho visto mangiare a 2 mani, a una mano, destra a sinistra, gente con i piedi. Quindi insomma ci possiamo aspettare di tutto, non è un problema. L'importante è che poi le lumache svuotate vengano messe qua, che poi vanno al conteggio dei RIS. E mani dietro la schiena appena finito. Dove le vuoi svuotare? No, se le voglio svuotare qua. Sul tavolo. Svuotale sul tavolo. Chiediamo ai giudici, Va bene, non ci sono giudici problemi, non ci se sono problemi. sono d'accordo per mettere la ciogga sul tavolo. Sì. Sono d'accordo. Vi Ok. faccio una raccomandazione, non datemi la mano quando ci salutiamo alla fine perché siete unti, ogni volta gente che mi dà le pacche sulle spalle, Non mi me baciate, ne vado per tutto anche Rachele non la toccate per favore, all'inizio ci salutiamo, poi siamo amici, ve ne andate, va bene così. Ecco la stretta di mano. C'è del fair play, Fair play, benissimo. Mani dietro la schiena. mani dietro la schiena, poi quando finite ci sarà, ripeto, abbiamo qua 1:30, noi vi daremo il countdown, mi raccomando, quando diciamo stop e mani dietro la schiena, ok? Chiediamo ai giudici come siamo pronti, aspettiamo un secondo, dateci voi il via. Pronti? Via! Gara partita, vediamo un po'. Ha versato le lumache sul tavolo perché secondo lui ci viene meglio. Ognuno ha la sua tecnica, ne abbiamo visto veramente di tutti i colori negli anni. La Ghetta che Ha una buona velocità però Forza. Giuseppe sta andando piuttosto rapido. Mauro puoi usare anche l'altra mano, Esatto. puoi usare tutte e 2 le mani, adesso ok. Ma Giuseppe sta andando spedito, Rachele, lui sta. Vedi, quindi la tecnica della ciocca sul tavolo aiuta. Le prende con la sinistra e le mangia con la destra. Chissà quest'anno se sono impeparonite come gli altri anni. Io vorrei chiedere il supporto del cronometro anche alla regia, per favore. Cronometro Ok, 39 secondi. mancano 37 secondi, datevi da fare. Vai, forza. Lui le vuole prendere al tavolo, le versa sul Gira il tavolo. cronometro sul monitor. I giudici controllano attentamente, come vedete, che non ci sia nessuna irregolarità. Mancano 24 secondi. Ma Giuseppe sta facendo dei buoni numeri, secondo me. E siamo Ultimi al 15 secondi, attenzione. Siamo al countdown dei 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ok, un applauso per i primi 2 concorrenti che si sono cimentati nella Cioghita d'Oro.
Complimenti, abbiamo già Giuseppe Murru, non è andato male. un buon numero. Poi il RIS dovrà verificare se all'interno la casa della lumaca è completamente vuota oppure se sono rimasti certo, dei perché poi ci sono anche le lumache nulle, perché non è che te ne mangi la metà e ne lasci un pezzo dentro. In quel caso i RIS annullano la lumaca. Esatto. Li lasciamo al conteggio, Rachele? Lasciamo al conteggio con la Gedda Band che suona. Cante buono esaurito, lo zimino di viteta, un filo c'era nella, vino nieto e trollalla, papodetti Romania, novi buoni, denti buoni, puro senza macchina, ti rimani un carratoni, quando viene a finire che da racchittata, ad un dritto presso a Roma Catu, e un macco di senti lo zimino, un ravanella vino ciopè di vino, i mizzato volari e rignoni, tiratizio giacani curugori, prima rattirando le piena, paracuru parasaco con la buena, era! M'ha mandato a chiamare le mogli a Rovignolo, a chi mi vorrà dare come di pace di consolo, l'ha aiutato una rifolca di andare in Oramara, a chi aveva chi fa con un piatto di fava, ma la detta chissà stata gravigliata, fino a mangiato tutta cantare chittata, le mogli in casa rinicata, come sozzara che appena verinata, brutto manca borriscito di cicciato, senza dinà, embriaco centurrato, a Rocchegna denni moro moro, ma da domani manni ioro ioro. Una cariata, c'era Billy, la bene consurata, però Giovanni che è sempre innamorata, di rispetto di Domenichino, c'ha vera la luna piena, e Maria io un tarora, a tizza fuoco io annica, e di vasi una cassora. Grazie. Prego. Grazie Gedda Band. Allora, adesso c'è un momento topico. Sì, abbiamo visto cantare gli amici, ballare, fare un po' di coreografia, siamo molto contenti. Abbiamo il primo derby toscano della storia della Ciocchita d'Oro. È un momento molto importante. Impazzisce. Allora invitiamo a raggiungerci Cosimo Salvadori e Tommaso Cioni. Per un derby fiorentino, veramente. All'ultima ciogga. All'ultima ciogga, niente tagliata fiorentina, ma ciogga. No, ciogga. Ciogga minuta come se non ci fosse un domani, tra l'altro in Pebaronita, quindi li voglio vedere sfidarsi con le labbra caporallo là.
Eccoli Forza qua. ragazzi, eccoli, un grande applauso a questi Salgono giovani. atleticamente Venite sul qua, palco. al centro. Allora, aspetta. Allora, Cosimo, chi è? Eh, Cosimo ha partecipato anche l'anno scorso, Cosimo. Sì, sì. Perché sei tornato? Dimmi perché. Perché sono personalmente innamorato di questa competizione e mi sono accorto di avere degli amici che ancora non conoscevano la Ciocchetta d'Oro, quindi ho fatto propaganda per 11-12 mesi e sono riuscito a portarli di nuovo qua. E adesso abbiamo 3 persone nuove che non sapevano niente di questa competizione. Fantastico, bravi. Facciamogli un Grande. applauso davvero perché meraviglioso. Praticamente farai da tour operator per la ciocca, per le tradizioni sassaresi. Tour operator da Firenze a Sassari. Cosimo, Perfetto. l'anno scorso com'è andata? Male, Vabbè, male. non avevi esperienza. Non credo di aver superato il primo turno. Ok. E poi abbiamo Vediamo un po'. Tommaso. Ah! Tommaso vuole essere casato. Anche qua fair play. Allora Tommaso, che cosa ti aspetti da questa gara? È la prima volta che ti cimenti. Prima volta. Ma perché ti sei fatto trascinare da Cosimo? Che cos'è che ti ha spinto? Ce n'ha parlato benissimo. Io voglio... La sciogga Rita e la... Attenzione che si cimentano anche nel sassarese. Sciogghita e Ciogga Rosa. Ma la domanda che voglio fare io a Tommaso è una. Hai mai mangiato una ciogga in vita tua? No. Perfetto, mandiamoli perché Pronti, esordirà via. qua. Se facciamoli sedere che è meglio. Allora ci siamo, mani dietro la schiena. Le regole le conoscete ragazzi? Sì? Te le ha spiegate attenzione durante al tutto portafoglio. l'anno, vero? Allora, ecco, questo è il piatto che Prego. i nostri RIS... Abbiamo il countdown pronto, diteci quando siamo pronti per partire. Aspetta che tutte e due devono avere il... Le mani dietro la schiena. E i Siamo piattini pronti? Ci siamo? Via! Via la gara. E io sono curioso di vedere, mettile dentro quelle finite, come un toscano si cimenta nel mangiare la ciocca minuta. Si stanno organizzando però, Francesco. Hanno chiaramente un ritmo un po' più compassato, però si danno da fare. Allora, lui è un po' più meticoloso. Si è mangiato mezzo guscio e ha lasciato l'animale dentro, vabbè. Però come vedi, no, le studiano Le prima. studiano, le guardano negli occhi Esatto. e poi le attaccano. Secondo Dai me, ragazzi, dai ragazzi. Secondo me c'è tecnica, dai ragazzi c'è tecnica. Dovete fare... Un po' a rilento, però ci daranno grandi soddisfazioni. Però vogliamo la tifoseria fiorentina che si fa sentire. Dai, un po' di ultras toscani, per favore. Mancano 30 secondi, 30 secondi. Chissà una finale Sassari-Firenze? Chissà. Lui che non mi ricordo più qual è il nome sta andando meglio. Cosimo, vai Cosimo. Cosimo sta andando... 20 secondi. Perché ha l'esperienza dell'anno scorso, Cosimo. Esatto. Tommaso poi... Chissà cosa ha combinato a Sassari. Tommaso tra 3 anni batte Antonio. 9, 8, 7, Dai, 6, ragazzi, dai. 5, 4, 3, 2, 1, stop! grandi. Facciamo un grande applauso a questi due meravigliosi ragazzi di Firenze che davvero hanno Com'è dato... stata? Com'è stata? Benissimo. Ti sono piaciute? Moltissimo. L'avessi sono mangiate, buonissime. sì. Non ne ha mangiato neanche una, vabbè, dai, la prossima volta andrà meglio. Il guscio era buono. Grazie ragazzi. Grazie in bocca ragazzi, al lupo. facciamogli ancora un applauso, bravissimi. E adesso il lavoro dei RIS e la musica della Ghedda Band. Tarraiolo di Roseto
Urigu biela inetu, trota trota ira carrera a vindieva. Carraioro di rosetto, uno sotto una misina e va breca vinza casa e tu arrega. Da una ianna all'altra accendi e farendi dall'ultimo piano. Quando di è finita vallanche troncate dalla fatica. Vai, vai, Shababu. Carraioro di rosetto, uno sotto una misina e va breca vinza casa e tu arrega. Accendi e farendi dall'ultimo piano. Quando ora di è finita vallanche troncate dalla fatica. Vai, Gigia. Carraioro di rosetto, Urigu biela inetu, trota trota ira carrera a vindieva. Trota trota ira carrera a vindieva. Grazie. Siamo arrivati alla quarta manche, giusto? Ho già perso il conto, Rachele, io ho già perso Siamo il conto. alla quarta manche, No, non è vero, siamo alla terza la manche. terza, infatti. È vero. Allora, adesso chiamiamo i due sfidanti. Abbiamo una sfida all'ultima succhiatura tra Sassari e Firenze. Esatto, li mischiamo un po', Attenzione, qua sarà dura, E tra l'altro abbiamo anche un veterano della ciocchita. Assolutamente sì. Un veterano, quindi ragazzi dovete aiutarvi facendovi... Però ripetiamo, il punteggio è singolo, non conta, non è eliminazione diretta adesso, quindi vi stiamo un po' mischiando, anche così vi conoscete sul palco, va bene così. Ci siamo, allora intanto Vai. la parte fiorentina è rappresentata da Edoardo Acciai. Invece qua voglio l'esplosione della piazza. Per Sassari Vieni, gareggia Edoardo. Federico Cali. Eccolo. Attenzione, con qualche difficoltà ci raggiunge sul palco. A te, esatto. Due scalette per i concorrenti lì. Disintegrare vabbè. il terzo concorrente. Scusate un attimo. Certo. Ma la cottura delle lumachine è quella della Fiorentina? Cioè, va mangiate crude o cotte? No, vanno mangiate cotte. 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 Allora, vogliamo sapere, tu è la prima volta che gareggi? No, è la prima. Sì, non lui è fai assolutamente parte un del primo esordiente, quindi raccontaci un po' le tue emozioni. Esatto. Perché sei La venuto insomma preparazione su questo atletica. palco. Come ha detto Cosimo, il nostro amico ci ha portato qui. È una festa fantastica. Siamo molto emozionati e competitivi. Sarà difficile, ma ci proveremo. Grande. Allora, l'importante è partecipare, dice Federico. Federico, per te a che edizione siamo? Alla quinta. Hai un veterano davanti, tra l'altro, attenzione. Federico è anche arrivato in semifinale, se non ricordo male. Addirittura il podio. In che anno hai conquistato il podio? L'anno scorso.
l'anno scorso, quindi abbiamo un medagliato da battere, mi raccomando. È dura. Allora ci siamo, accomodatevi alle postazioni. Arrivano i giudici RIS hanno che già si schierano dietro naturalmente. Preparato il campo di sfida. Acciai. Abbiamo Cali e Acciai. Acciai, tipico cognome sassarese. No, vabbè. Ci siamo, Lillo? Siamo pronti. Attenzione, attenzione. Via! Ecco qua che è partito Parte la succiatura. delle doppie mani di Federico Cali. Io seguo Edoardo, Rachele, perché vai, lo vai. voglio... Qua abbiamo un cervello che funziona. Ha mangiato le prime due rapidamente, sulla terza si è un po' incartato, però La sinistra porta va a alla due bocca, mani. Va a la due mani. destra porta via. Anche qua andiamo a due mani. Poi faremo una classifica anche tra i toscani comunque, Sì, perché sì, cioè, chiederemo di valutare come dalla Toscana con furore si sono comportati i nostri concorrenti. 45 secondi. Cali naturalmente ha una discreta esperienza e vediamo Si che vede, ma questa è un'esperienza di almeno le snocciola, non le mangia, le snocciola lui. almeno insomma di familiare. Però dai, devo dire che anche Edoardo se la sta cavando, fa il buchino col canino, è già Vedi, un buon imparato punto. bene. Qualcuno ha svelato il trucco del mestiere. Devi essere anche fortunato con le lumache. Becca quelle con la testa addirittura fuori. potrebbe anche dire qualcosa sulla ricetta, no? Dai, 10 secondi. Ma ne mangio qualcuno anche io, non posso, il RIS mi denuncia. 7, No, no. 6, 5, 4, Quattro, vai. 3, 2, 1, stop! Mettila dentro che è mezza mangiata, poi vediamo, dai. Bravi. Un grande applauso a questi Com'è concorrenti. Male. Edoardo Acciai, dalla Toscana con Federico Cali, un veterano. No. Ci diamo il gomito, come si fa? No, va benissimo, va bene L'anno così. scorso avevi una maglietta super medagliata. Vi volevo a toccare, no, grazie. Allora, Ghetta Band, forza. Conteggio Scopriamo e il musica. Proibito, ma cosa va? C'hanno i requisiti e i pizzini non sanno di giocare. E Pacquarino, Paolino e Franzichina si sono fatti padroni di tutto l'Urione. E i pizzini che mandano a giocare, tutti da letto, i pazzini tornare. A me mi pare di tre carabinieri si sono fatti padroni di tutti i carrelli. Buoni rubati, io sono ormai di tre, e un silenzio ma criticano a te. E pure cosa dire scioglimento, a Pacquarino tutto canto rendimento. E la credo che non sanno cosa fa, tutta radice non sembra già chiamare. E Pacquarino, Paolino e Franzichina si sono fatti padroni di tutto l'Urione. E i pizzini che mandano a giocare, tutti da retto, i pazzini tornare. A me mi pare di tre carabinieri si sono fatti padroni di tutti i carrelli. Buoni rubati, io sono mai di tre, e un silenzio ma criticano a te.
e Pacquarino, Maurino e Brazzichina si sono fatti padroni di tutto l'Unione e i bizzini che vanno a giocare tutti da letto, i pazzini d'orrà. A me mi pare di 3 carabinieri si sono fatti padroni di tutti i carrieri. Grazie. Prego. Grazie. Siamo arrivati alla quarta manche e anche per questa competizione avremo una grande sfida. Sì, li chiamiamo subito. Subito. Abbiamo Tiziano Pinna e Mario Nonne. No, Ho sbagliato? Abbiamo sbagliato, fermi. Abbiamo Tiziano Pinna, sì, con Niccolò Vannoni. Non ha partecipato prima Niccolò Vannoni? Ah, scusate, va bene. Ci fidiamo di Racchè, scusate. Facciamo un grande applauso sempre alla Abbiamo sempre un... rappresentanza fiorentina. Prego, mettiti qua al centro. Tiziano dov'è? Un'altra bistecca fiorentina. E che bistecca, eh? Che bistecca. Arriva No, Sornione è un da commento dietro. sessista che poi insomma non va bene, né da parte degli uomini né da parte delle donne. Allora, va bene, tu dici che va bene. Allora, prima esperienza a Sassari. Assolutamente no, signori. Io sono stato qui l'anno scorso con Cosimo, ci siamo innamorati di questa città e siamo voluti tornare con grande gioia. Signori, è veramente un piacere essere qui. Grazie a tutti. No, già ti vedo in trasferimento su Sassari, che fai attività politica, hai già l'impianto giusto, vero? Consigliere comunale, oppure... Sì, secondo me può rappresentare già la città. Giuseppe Ciao, è già andato Firenze. via, se no vabbè. Poi abbiamo Tiziano Pinna, che è un esordiente, ha già partecipato. È la quarta edizione. È la quarta edizione, allora siamo quasi un veterano. Attenzione. Consecutiva? No, c'è stato l'anno scorso, ero impegnato. E no. Ah, vabbè, infatti per quello non mi ricordavo. Tiziano, come è andata gli altri anni? Abbiamo raggiunto... Giusto la prima manche sono riuscito a... Prima manche, ma poi ti sei allenato, scommetto. Sì, ma come fai a battere Giuseppe Oldani e Antonio Pintus? Cioè io frequento con loro. Ragazzi, c'è anche il terzo premio, c'è anche il terzo premio. Ma non si può mai sapere. Lo so, quelle sono delle macchine da guerra. Anche Rocky Balboa Certo. è arrivato in vetta. Rocky Balboa, con un giusto allenamento, no? Sì, bisogna buttarli giù prima di fare i sei sul palco. Ci siamo. Via con la sfida. Prego, accomodatevi. Un'altra sfida a Sassari-Firenze. Io però vorrei, Francesco, guarda, l'impianto è giusto. Sì. Infradito, ma quando No, mai lui, a Firenze vabbè, cioè, proprio- potete mettere le infradito in pieno centro così? Fantastico. Eravamo al mare. Qua ci piace così. Sì. Ci siamo. Lillo. Attenzione. Siamo pronti? C'è Ecco qua arriva il secondo nostro giudice, giurato. certo. Via! Partono entrambi. Tiziano gliene è caduta una. E entrambi con la mano destra. Niccolò se la prende col comodo, ma secondo me è un miser. Parte lento, ma poi si riprende. Chiaramente l'esperienza sassarese si fa sentire. Ma secondo me Niccolò è come se fosse seduto in un agriturismo. Se le sta godendo. Sì, lui è sereno, sta mangiando serenamente. Vabbè. Invece vediamo l'arte sassarese. Le guarda, le studia, poi le attenta. Tiziano, siamo vicini alla decina. Vediamo se la tecnica del canino, sì. Ci siamo. Sono troppo piccole Siamo per quasi loro, a sono 30 abituate secondi. alle fiorentine che hanno insomma una capacità
Però devo dire che Tiziano si sta andando a fare bene, ha trovato un buon ritmo dopo un inizio un po' titubante, poi piano piano è riuscito a trovare il suo ritmo e sta riempiendo il piatto di gusci. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Hai abbandonato prima. Vabbè, è stata più un'esperienza. Assolutamente, assolutamente. Da ripetere anche l'anno prossimo. Cercheremo di portare sempre più persone, sempre più Toscana in questa Sardegna. Vogliamo il bed and Grande, breakfast? un applauso Vieni. ai concorrenti, poi li rivedremo dopo. Si chiama Nicolò. Allora diamo il via al controllo da parte dei Risi alla musica. Poi vi daremo un aggiornamento sulla classifica parziale. Prova sì. Sì. Per il Sassari una volta, un giornale matrufferi, una cosa viene a bocca, cosa allegri e fatti seri, ed il Sassari bunia, li casi invece li crintogli, e di ciacchi a casi sia, nei nani pieni di fogli. I casi chi sia ragion fra, chi a tutti danza attacco, fendicini la matrofa, di Rusavi e di Romaco, di Grazie e Marasocchi, di Libova Mengoni, e di Buru erano i bordi senza capo né ragione. I bassoni più famati, verani i bocchi paticcio, sognare broccoli più seccati, trappate monelle canne piccio, poveri demoni avvocati, politicanti, dottori di talento, e non veniano i ripemiati e paragriglie generati di convento. I casighi si ha ragione fra, chi a tutti danza attacco, vendicini la matrofa, di Rusavi e di Romaco, di Grazie e Marasocchi, di Libova Mengoni, e di Buru erano i bordi senza capo né ragione. Chi tu crede che famato, vedo fatto e bello tratto, chi si commenta viaggio un fratto, lo giovane drogato, una gioventù nuova, che oggi è abbandonata, a varicchia ha fatto prova, fate tutta una risata. Chi casighi sia ragione fra, chi a tutti danza attacco, vendicini la matrofa, di Rusavi e di Romaco, di Grazie e Marasocchi, di Libova Mengoni, e di Buru erano i bordi senza capo né ragione, ma ragion frena così, era fatta parridi, ma ragion frena così, era fatta parridi. Grazie. Bravi. Prego. Facciamo un bel applauso alla Ghedda Band che veramente ci sta regalando delle chicche meravigliose. Grazie ragazzi. Allora, dovremmo avere i parziali. Chiediamo Facciamo alla un regia. piccolo primo punto della situazione. Vediamo un po' se la regia ha pronto la prima parte della classifica.
Vediamo ecco qua. Allora, Io non ci vedo nulla. non abbiamo però, ecco, non abbiamo le posizioni, eccole qua. Partiamo dal numero 8. Tommaso Cioni con 2 lumachine. Tommaso, 2. Dai Tommaso, alla prossima magari andrà meglio. Un risultato meraviglioso. Eccezionale. Poi abbiamo al 7° posto Cosimo Salvatori con 5, ben 5 signori e signori, ciocchite succhiate. Al 6° posto Niccolò Ha fatto tesoro Bannoni, dell'esperienza dell'anno scorso. con Grandissimo. 6 ciocchite succhiate. E poi invece andiamo, caspita, Edoardo Acciai, 12. Edoardo, tu hai un talento, 12. tu hai un talento che non lo sapevi. A pari merito con un sassarese al 4° posto Mauro Vacca, sempre Cioè, con 12. Mica poco, Caspita, complimenti. Andiamo invece nel primo podio di questa prima parte della classifica. Tiziano Pinna con 21 cioghe portate a casa, Federico Cali con 21 e Giuseppe Murru con 22. Insomma, siamo là. Però insomma i ragazzi toscani si stanno dando da fare. Bravi, veramente, davvero. Avremo delle sorprese. E adesso, prima di andare avanti con la quinta manche, quindi con i prossimi 2 concorrenti, invitiamo sul palco Stefano Manca di Pino e gli Anticorpi. Ciao Stefano. Lui si stava godendo la piazza, l'abbiamo trascinato sul palco perché domani c'è un momento imperdibile, una commedia sassarese. È la prima volta che fate una commedia in sassarese. Assolutamente, è un bellissimo esperimento, si intitola A Nonno, e il nonno, che poi è interpretato da Michele Manca, è un ragazzo fuori controllo, quindi non ha peli sulla lingua e quindi dice quello che gli viene in mente, quindi è interessante per questo. E tutti gli andiamo intorno così, perché poi lui ha una badante che è una bonazza allucinante e tutti quanti ce la vorremmo cuiuba, però tocca solo a uno e questo è il mistero che verrà svelato domani. Chi sarà? Insomma, è imperdibile, la piazza è qua per voi. Domani a che ora? Appuntamento, ovviamente la piazza è aperta a tutti, potrete sempre godere dell'offerta eno e gastronomica della Ghedda e poi con Pino e gli Anticorpi imperdibili. Lo spettacolo inizia alle 22, ma vi vogliamo già brilli perché si rende di più lo spettacolo, insomma. Perché se no poi noi stoniamo, capito? A te, ma 2 ciocchiti non ti rimani? Già lo credo. Bravo. Stefano Manca di Pino e gli Anticorpi, appuntamento a domani. Grazie. Saremo tutti presenti. Allora, quinta manche. Quinta manche. Qua iniziamo Sì. a scaldare i motori. Sì, abbiamo di nuovo Sassari Firenze, perché comunque i ragazzi toscani erano in 5 se non sbaglio. Sì, questo dovrebbe essere l'ultimo dei toscani. Sì, esatto. Ok, Abbiamo vai Rachele. dalla Toscana con furore Samuele Vecchi. Esordiente sul palco naturalmente, Samuele, con la maglia della Fiorentina. Attenzione. Vabbè, ne parliamo dopo. E poi Mario Nonne, che anche lui è un esordiente. Facciamo un applauso ai prossimi concorrenti. Ciao, Mario. Vieni Mario, vieni qua. Prego Rachele, io voglio, vabbè, gliela fai tu la domanda sulla maglia. Attenzione, Fiorentina. Fiorentina, qua abbiamo un gran popolo torresino. Conosci la Torres? Fatevi sentire, popolo torresino. Scusami, aspetta, non puoi dire che non conosci la Torre se no ti mando via. Io la conosco. Cioè, voglio dire, se no mandiamo via a furor di popolo. Allora, com'è? Insomma, ti stai portando... Portafortuna, è il mio portafortuna, devo portarlo per forza. Primissima esperienza, c'ho veramente tanta ansia. Affronto con più facilità un esame all'università. Ma il problema è che vi fidate di come si chiama? Tommaso? Chi? Cosimo, vi fidate di Cosimo? È lui che vi ha Cosimo gli trascinato. ha fatto un lavaggio del cervello durante tutto l'inverno incredibile. È stato veramente un inverno, ci ha convinto. È stato semplice in realtà, non abbiamo esitato, però bellissima esperienza. Vediamo che cosa combinerai durante la gara. E poi abbiamo Mario Nonne, che è un esordiente, giusto, qua sul palco della Ciocchita. Sì, è la prima volta. Però, so che ha altre esperienze in altre gare e ha dei numeri importanti, sbaglio? L'ho fatto un'altra volta. Dove?
Non si può dire la concorrenza, vabbè. Non si può. Però a me l'ha detto prima di iniziare, ha dei buoni numeri. Vediamo come andrà, lasciamolo fare, dai. Allora, ci siamo. Vai. Poi gli faremo domande per capire se ha, insomma, che ne so, frequentazioni da candeliere, no? No, niente, perché avevi lo sguardo, insomma, esperto. Andiamo. Accomodatevi, Prendiamo le impostazione postazioni. sfida. Eccoci qua. Arrivano i Mani giudici, dietro la schiena. si alza la curva della Fiorentina. Firenze, sostenete il vostro compagno di avventura. Lillo dice prima o poi faremo un Torres Fiorentina in Serie A, sappilo. Preparati e perderete naturalmente. Certo. Ghedda ci siamo, Ghedda Band. Ci siamo? C'è. Via! Partita. Alla È partita quinta la gara. manche Via. con Mario Nonne, che in effetti parte con un buon ritmo. Il nostro Qua amico vediamo sì una tecnica un po', si vede un po' un esordio. Beh, vabbè, si capisce che non ha mai mangiato un acciocca in vita sua, è Sì, ovvio. c'è emozione, Però- c'è emozione, si vede, la mano un po', guarda, trema. Mano tremolante ma efficace, Trema, esatto. mentre Mario va con una discreta scioltezza. Qua si vede che c'è esperienza casalinga. Sì. Questa a casa se ne è mangiato chili. Però secondo me a questi ragazzi toscani gli dobbiamo dare una fornitura di ciocca per allenarsi durante l'inverno. Ma io aprirei una succursale a Firenze e insomma, Così l'anno vendere prossimo in sovranità. se la meritano. Esatto, così Attenzione che potremmo mancano già scappano. 30 secondi. Scappano. Cercate di accelerare. Siamo a 25 secondi, dai, forza. E poi dovete raccontare. Dai Samuel. Ultimi 15 secondi. Mario Nonne 10, 9, Secondo me si 8, sta 7, 6, portando sul podio. 4, 3, 2, 1. Stop! Grandi. Facciamo un grande applauso Com'è a Mario andata, Nonne e a Mario? Samuele Vecchi ancora. È stato un patire. Mario, com'è andata? Veramente buone, però mi devo allenare di più. La gara scivolosa. Ha avuto qualche difficoltà coi gusci, Mario, mi confessa. Va bene, Erano andiamo al troppo conteggio. duri, grazie. Conteggio e musica, fra poco. Vai. Una cosa che a me mi fa male, ci vuole una cosa che a me mi fa male, ci vuole una cosa che a me mi fa male, e le va minerali non la posso vedere. Ci vuole una cosa che a me mi fa male, ci vuole una cosa che a me mi fa male, ci vuole una cosa che a me mi fa male, e le va minerali non la posso vedere. Che era venga di tutta la vallata, ma che di marmellata, ma che va a cagliare. Più bello ancora con un bicchiere a chili, perché su ciacchino non può manco pavitare. La pastorella sa, si cane picciu sposerà, e ci un palarillalla, e ci un palarillalla. Beato a chi lo sa, si cane picciu sposerà, e ci un palarillalla, e ci un palarillalla. Una cosa che a me mi fa male, ci vuole una cosa che a me mi fa male, ci vuole una cosa che a me mi fa male, e le va minerali non la posso vedere. Ci
ci fa una cosa come mi fa male, ci fa una cosa che a me mi fa male, ci fa una cosa che a me mi fa male, e lei va a minerare, non la posso vedere. Che una becca di tutta la vallata, mani di marmellata, mani di baccaglià, più bella ancora, quello di chi a chi, che sono già chi non può manco valutare. La pastorella sa, si cane piccio sposerà, e giù paranillalla, e giù paranillalla, beato a chi lo sa, si cane piccio sposerà, e giù paranillalla, e giù paranillalla. Grazie, prego. Eccoci qua, io ho perso il mio compagno di palcoscenico, è lì che si intrattiene con buona parte del popolo Arrivo. I ragazzi arrivo. toscani volevano una foto, scusa, cioè, mi hanno messo in mezzo, come si dice a Sassari. Allora ci siamo, adesso cominciamo a entrare nella parte bollente di questa gara. Adesso entrano davvero i pezzi da 90, abbiamo ancora 2 turni e poi andremo all'eliminazione diretta, però negli ultimi 2 turni ci sono veramente i big. Abbiamo come sempre i nostri abbonati della RAI della prima fila, vediamo un po' se riconosciamo qualcuno, perché lo dovete sapere, poi alla fine ci si avvicina e si sgomita per vedere l'ultima parte della serata. Quindi la sesta manche vedrà qua sul tavolo di gara Luigi Donadu e Giuseppe Oldani. Eccoli Grande qua. applauso, ecco Giuseppe Oldani. Facciamo un applauso perché lui è uno dei veterani, secondo storico, però hai conquistato anche... Sì, un paio di volte. Quindi 2 volte hai vinto, giusto, Giuseppe? Sì, 2 volte. Sì. Quindi è uno dei campioni. E manca però l'altro, da dove arriva? Eccolo Luigi anche lui da Donadu. qua, arriva da dietro. Eccolo, era per sorprendere l'avversario, insomma, per fargli paura. Luigi, giusto? Sì, non siamo avversari, eravamo compagni di gara prima quando si batteggeva in 2. Ah vabbè, certo, si fa mettiamo un po' di pepe soltanto, noi facciamo... Luigi, a che gara siamo per te? 12ª. 12ª, ragazzi, sarà forte, eh? Già Oldani ogni anno deve faticare per conquistare il titolo, insomma quest'anno vediamo un po', ce la metterai tu. Vediamo se riesco a spodestare Antonio. Allo sguardo durissimo. All'occhio della sfida, Dai, Ci facciamole siamo, andare. dai. Arrivano i contenitori per i gusci e adesso arrivano i piatti con le cioghitte. Eccoli qua. Oldani le controlla. Mani è dietro la la solita schiena, tecnica, ecco Ris entrambi. dietro la postazione per controllare che tutto sia fatto regolarmente. Francesco, guarda come cambia la tecnica, no? Quest'anno è la prima volta che vediamo i piattini uno davanti Frontale, all'altro. c'è chi lo mette frontale, quell'altro ha voluto rovesciarli sul tavolo. Vabbè, insomma, ognuno ha il suo metodo. Esatto. Ci siamo? Attenzione, Regia, via! partiti. Anche il cronometro è partito. Destro, sinistro, tutte e due a 2 mani. Questa è importante. Usare le 2 mani, perché già quando stai mangiando una stai prendendo l'altra. Ma poi c'è proprio una tecnica, c'è chi le mangia per davvero, chi non le coglie, insomma. Sì, vabbè, guardate il ritmo di Oldani, Guarda la muscolatura del Senza collo. niente togliere a Luigi, che comunque anche lui sta andando velocissimo, però veramente abbiamo 2 fenomeni, i primi 2 fenomeni di questa serata. L'abbiamo detto, questa parte della gara si infiamma. Vogliamo anche la piazza però infiammata. Vediamo un po', siamo a quasi 30 secondi. Il tempo vola e tutte e 2 stanno andando veramente con ritmi importanti. Ripeto, destra e sinistra per entrambi, che secondo me riesce a guadagnare molto, perché comunque quando stai mangiando una finisci l'altra e via.
Attenzione, ultimi 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Veramente due fenomeni. Abbiamo visto due succiatori professionali, sì. professionisti. Attenzione che qua sta gocciolando. Non chiediamo niente perché la No, tensione non vogliono è parlare, altissima. vanno Esatto. via, sono in silenzio stampa entrambi. Esatto. Si concentrano già perché vedono i quarti di finale, allora sono già proiettati. Va bene ragazzi. Oldani ha già detto a dopo. Ci vediamo dopo, ne devo mangiare ancora. Andiamo al conteggio e alla musica della Gedda Band. A fra poco per l'ultima manche di questo primo turno. Prova sì. Adesso ce ne andiamo tutti al mare. A Mare di Fora però. Inghilterra titillata dallo mare da Figiuro, con la rossi di Rarona che mi pare a se cantata. Usati la vaccaretta e finza la gara se dalle vedosi voglio andare. E rimango incantato, so pure attuntunato e mi voglio riposare. Era base più vera che all'argentiera era poi a Giappa, è una colomba mitata, solo una fatta la podia fa, lo marita bella abbracciata e t'ha posata in mezzo a rivio, tu sei la rosa più bella di chi a terra battuti. Dopo cura mano quando venga a Calonano per presa la farata so che arrivi tu alla brata giro e vera la veria in Corea c'è l'allegria che mi fa se di maglia manco mari già fellillo che s'arregga una birretta pa' potersi ripigliare. Più vera che all'argentiera la puoi acciappare, è una colomba mitata, solo una fatta la podia fa, lo marita per abbracciata e t'ha posata in mezzo a rivio, tu sei la rosa più bella di chi a terra battuti. In mezzo a rivio, tu sei la rosa più bella di chi a terra battuti noi, tu sei la rosa più bella di chi a terra battuti noi. Grazie. Facciamo un grande applauso alla Gedda Grazie Band. mille.
Allora, vedete, ci sono questi ragazzi toscani che mi stanno traviando il compagno di palco. Ci sono i ragazzi toscani che sono veramente un fiume in piena, l'Arno in piena quando c'è stata la grande alluvione, sono così. Era la foto prima, adesso che cos'è? Ma gli stavo spiegando la festa dei candelieri. Sì. Perché, no, perché purtroppo, no, vabbè, a parte tutto, purtroppo i ragazzi devono partire domani. E quindi ho detto, ragazzi, voi dovevate rimanere fino alla festa dei candelieri. E mi hanno promesso che l'anno prossimo faranno di tutto per fare anche i candelieri, perché mi sembra il minimo a questo punto, no? Per farli innamorare definitivamente della nostra città. Esatto, per fare la promozione del territorio in terra toscana e all over the world. Ma non c'è bisogno, però Allora, più allarghiamo chiaramente. Siamo arrivati alla fine di questa prima parte della primo gara. turno, sì. Primo turno. Lo vogliamo dire insieme? Aspetta che li guardo senza occhiali. Abbiamo per la settima manche Diciamo Salvatore prima Cadeddu Cadeddu. e Il pluricampione Antonio Pintus. Eccolo, grande Antonio. Ciao Salvatore, benvenuti. Venite un attimo qua davanti che scambiamo due battute. Rulli di tamburo e quant'altro. Io parto da lui, presentati un po'. È la prima volta che partecipo. Lui è un esordiente, sei un po' in soggezione davanti al campione? No. Va bene così. Sereno affronta il campione, Esatto. ma comunque. non è facile mettersi lì accanto a un pluricampione. Secondo me lui spera che qualche guscio di Antonio finisca nella sua e magari a conto confusione riesce un po' ad andare avanti. Allora, i campioni hanno questa carica addosso, no, di stress e di ansia, perché tenere alto il titolo, insomma, portarselo a casa per questa volta sarebbe la 13ª, insomma, ma sta partendo il Jesus Christ Superstar, giusto? È partito il Jesus Christ Superstar. Musiche quindi celestiali per il campione. Insomma, come ti senti a gareggiare con 12 cioghe al collo? Tranquillo, diciamo, dai. È sempre un'emozione, comunque bello, la piazza è gremita, insomma, dai. Io non mollo. Abbiamo il Bolt della ciogga minuta. Sì, vuole vincere anche quest'anno, ce l'ha scritto negli occhi. Li facciamo accomodare? Vediamo cosa ha detto il sindaco. Ha detto che fa un'ordinanza l'anno prossimo per non farmi gareggiare. L'ha detto lui, Ti vogliono fare fuori, Antonio. Allora chiamiamo Iris. Aspettiamo un attimo che si prepari il Fatevi tutto, sentire dalla naturalmente. piazza, perché anche i campioni hanno bisogno di sostegno. C'hai i tifosi in prima fila, Antonio, naturalmente. Gli abbonati Rai sono tutti E Salvatore Cadeddu, che è un esordiente, anche lui. Incoraggiamo Salvatore! Con l'applauso di Antonio anche. Siamo quasi pronti. Vediamo anche i giudici un po' emozionati per questa manche. Ecco qua. Arrivano i contenitori per i gusci, arrivano i piatti di Vorrei farti scioghita. vedere anche il carico di questi piatti. Antonio gliel'hanno fatto ciogga bello minuta. pieno perché non si sa mai, potrebbe finirle. Poi al limite pigliava anche quelle di Salvatore, però vabbè. Mani dietro la schiena. Attenzione, ci siamo, Lillo? Pronti? Regia. E si parte, vediamo il campione con Salvatore, che comunque insomma anche lui ha un buon ritmo, ma naturalmente Antonio Pintus lo conoscete tutti perché ormai molto del pubblico penso sia affezionato alla Ciocchita d'Oro. Molto noto, ma guarda che da band, che musica, che sound sotto. Certo, ma Antonio va più veloce del ritmo, avrei bisogno di un tamburo un po' più veloce, perché proprio qualcuno è finito fuori ma poi lo rimette dentro naturalmente, però anche il nostro esordiente Salvatore non va certo male. La cosa incredibile è che sembra che con loro il tempo rallenti.
sì, perché comunque sì. E il tempo Guardate Antonio veramente con che ritmo riesce a pulire perfettamente i gusci. Ultimi 20 secondi, dai Salvatore, che anche tu stai andando bene. Chiaramente Antonio ha un altro ritmo, però anche Salvatore devo dire che per essere un esordiente sta andando piuttosto bene. Ultimi 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. 0. Antonio si alza immediatamente. Facciamo un grande applauso a tutte e due. Com'è andata? Bene. Bene, Bravo vai. Salvatore, bravo. Grande Antonio. C'è una ciogga smarrita sul C'è una tavolo. ciocca smarrita fuori dal... Ciogga. Dove sono le groupies di Antonio Pinto? I RIS, qua ci vogliono i RIS, perché c'è una ciocca Lanciamo la ciogga qua di sul Antonio tavolo Pinto. che non so se può essere conteggiata o no. No. Severissimi. Severi, Mi dicono di no. mamma Stanno mia. già contando. Ma questi sono... Io non voglio interferire con loro Per perché... carità, non vogliamo... Eccoci qua. Però noi eravamo pronti a lanciare la ciogga minuta del grande campione sulla folla, perché... insomma, Tutti a contendersela tipo Esatto. grande trofeo. Esatto. Allora Rachele, adesso c'è la Ciocca Band, però dopo avremo la classifica, magari avremo bisogno di qualche istante in più per Esatto, compilare per sapere. il quadro dei quarti di finale, poi inizieremo con l'eliminazione diretta. Ci siamo? Andiamo. Giovanna Maria e Rina, giochendi con la pallina, si rabbassano i mani in mano, così battiano un'ora un po' a ciappà. La 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 la. Maria Recudi a Rina, Rina la ciappa, rabbassa Giovanna, battiano calci, ritocca la canna. La 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 la. Mani secchi di Ioanna, ci ruve torraro di mamma, e intanto una bocciaiera come intero capo di Batiano già. La 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 la. La voce vira Maria, chi dimmi la passarina, porra calciera ricciare china. La 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 la. Battiano e c'è embriaco, ci rendi come un matto, e intanto la voce passa da un capo all'altro e non la ciappa mai. La 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 la. Ma Giovanna si recappata, a chi Battiano retrappacata, ma vai contento chi si la ciuppata. La 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 la. Grazie. Prego. Ci siamo. Ci Sì. siamo, questo è un momento davvero, davvero, davvero intenso. Entriamo nella fase calda perché ci sono i conteggi da parte della giuria per stabilire chi sono
gli 8 qualificati ai quarti di finale, che adesso si sfideranno a eliminazione diretta. Come abbiamo visto in recenti mondiali, la nostra Italia, scusate, va bene, Italia, però avete visto i mondiali, eliminazione diretta. Adesso chi vince passa il turno, chi perde va a casa. Avremo 8 concorrenti, però diamo un attimo di tempo appunto in più per chiaramente conteggiare bene e stilare la classifica. Però abbiamo un'altra cosa. Richiesta. Sì, abbiamo una richiesta, ragazzi. E vogliamo il vostro supporto per insomma gestire il palcoscenico in questo momento. Stiamo un po' improvvisando, ve lo diciamo, Esatto. però la gestiremo. Invitiamo sul palco tutta la carovana fiorentina con un grandissimo applauso. Tutti i toscani sul palco che hanno una richiesta per la band, preparatevi anche voi che hanno una richiesta da farvi. Tra l'altro per tutti i concorrenti c'è la medaglia, perché bisogna portarsi via non solo il ricordo, ma anche un pezzo Ci siete di tutti, storia ragazzi? della Ciocchita. Così Uno in bagno. arriverà. Ma dov'è? Là in fondo, il bagno, Ecco, giù in fondo alla intanto piazza. il supercomandante Lillo Carboni consegna, mette al collo Li le premiamo medaglie. naturalmente perché questi ragazzi meritano, soltanto per aver partecipato, la medaglia di partecipazione alla Ciocchita d'Oro. Per i nostri amici fiorentini. Ecco che arriva anche il quinto che ha finito di fare in bagno. Questo è un momento storico. Lillo, il primo è lì. Rachele, facciamo chi parla perché la Cosimo, richiesta. sicuro. Samuele. Cosimo, raga, scusate, abbiate pazienza. No, come dicevo ai ragazzi, noi siamo qua per il grande amore che abbiamo per la Ciocchita, perché ci sta piacendo, la sagra, anche la cosa del ciucciare la croce, è divertente. E la meravigliosa gente di Sassari. Poi, un'altra cosa che ci unisce, che è nata da questa festa, ma poi ci ha accompagnato per tutto l'inverno, tutta la primavera e anche tutta quest'estate. È la grande passione per i bellissimi testi di Giovannino Sordo e le sue chitarre. I ragazzi hanno studiato durante l'anno. E quindi noi siamo qui con una grandissima passione, siamo qui per fare una richiesta per un brano che a noi ci fa impazzire, che è Luzzarretto. Penso che ce l'abbiano. E siamo anche nel posto giusto perché siamo sopra il mercato civico. Esatto. Allora, Ragazzi, lo Ghetta facciamo Band. lo Zarretto per i nostri amici Certo. fiorentini? Assolutamente. Il testo, Lo sapete beh, un po' cantare, un po' la aiuto. conoscete la canzone? Hanno bisogno, ecco qua, Dai. col gobbo. Il problema è che il testo è molto difficile per noi, perché noi di Sassarese noi capiamo poco. È difficile! Quindi chiediamo da parte della folla un grandissimo aiuto, perché noi siamo qua per intrattenere, ma poi le voci devono essere anche le vostre. Allora, stanno cercando il testo sul cellulare, ce l'avete? Tutta Sassari ragazzi, canta, vai. Tutta Sassari! Diamogli una mano! Il cumanzano in un mancato di rubescio, a Giovinco e cosa hai visto? Una passia di Zarretto, di Zarretto, di Zarretto, sono le luna per il mazzetta. Fuoco, a sentire un fuoco, a tizzare che è buono. Canta Sassari, E mi fidanzati da mini senticilli. da lui e sei pizzini, i pizzini, di compagni, sono sei, ma vale di 23. Fuoco, a sentire un fuoco, a tizzare che è buono.
Canta Sassari. Sassari Vamposa. Chi vengo fiaco e cavetti in un zarretto e fagli un fumo e a cinque da me compari, i compari è un animale, ven troppo braccia, non si ruba brucia. Fuoco, 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 accendi per un fuoco, 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 attizza Luca e Bo. Canta Sassari, Sassari Vamposa. Cara Russori e tutti sono contenti, fermo i conti e racconti di Lupani e poi Di Luvesciu. e poi Luvino chi t'ha vinto? chi t'ha vinto? Rubino chi l'ha vinto? E la giochita. Cosa manca? La gioca. L'urrecchio e la gioca Ancora. Ancora. Ma pago i pesci e una guardo e non pago più fuoco, 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 a sentire un fuoco, 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 che brucia sempre più fuoco, 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 a sentire un fuoco, 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 che brucia sempre più fuoco, 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 a sentire un fuoco, 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 che brucia sempre più. Grazie Sassari. Grazie a tutti. I vincitori della serata, secondo me, sono loro, non me ne vogliano gli altri, però davvero, scusate, questo è un fuori programma, però davvero bravi ragazzi, grazie, siete fantastici. Vi aspettiamo ai candelieri però, mi raccomando, vi aspettiamo ai candelieri. Grazie. Prossimo anno faranno la maratonissima. No, però davvero fantastici. Facciamo il gremio dei fiorentini. Allora ci siamo, regia, abbiamo sicuramente la classifica Sì, della prima parte di questa dovremmo anche gara. scrivercela noi, ma io non ci riesco in questo avremmo momento. dovuto. Vabbè, usiamo il tabellone, dai. Esatto. Ce la dai. facciamo col tabellone. Eccoci Attenzione, qua. attenzione. Eccoci qua. Oh! Mamma mia, mamma mia. Siamo lì. Parti tu, vai. Poco fa l'ho letta io, adesso vai tu. Dai, vado io. Gli ultimi due classificati erano poco fa sul palco a cantare Luzzarretto, sono Samuele Vecchi e Tommaso Cioni con 2 cioghe a testa. Bravi! Fantastici. Poi abbiamo Cosimo Salvadori con 5 cioghe, Niccolo Vannoni con 6, Edoardo Acciai 12, oh! E Mauro Vaca con 12. Questi purtroppo sono gli eliminati. Ragazzi, ci vediamo il prossimo Ci anno. vediamo il prossimo anno, grazie. Purtroppo arrivano ultimi i nostri toscani, ma come abbiamo detto sono i vincitori morali della serata. Allora, per i quarti... Guarda come abbandonano. Sì, vabbè, penso che il centro firmeranno della anche qualche sala- della autografo sala, nella sì, piazza. Esatto, come dei veri campioni. Quindi per i quarti di finale i classificati sono Tiziano Pinna con 21 cioghe a pari merito con Federico Cali. Poi sempre a pari merito una lotta serratissima tra Salvatore Cadetto e Giuseppe Murru, quinto e sesto. Poi con 30 abbiamo Luigi Donadu, con 35 Mario Nonne, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto, sì. È il mio cavallo Mario Nonne, di underdog ma non troppo. E poi i soliti due, Giuseppe Oldani con 44 e Antonio Pintus con 47. Però siamo lì ragazzi, siamo lì. Adesso faremo il tabellone. Francesco, guarda come scrutano attentamente la classifica. Loro si stanno preparando. Sì, loro si stanno già... Si stanno preparando. Stanno guardando con occhi di sfida. Bene, chiediamo un altro pezzo alla band e tra poco inizieranno i quarti di finale.
Lo continente sì, ebbe d'assai, ma a me fa venire Sassari mia, non ve lo Colosseo e nera Madonnina, ma un dì sopra un addeo, mi pare di vedere l'uomo di tre. Farà le cantareri, si sopponendo in fetta i quartieri, lo macro d'ascia con un carrato neri, fasi una caravana, pa fasi venti curi masciottoni, chissà si tende un po' da Sant'Antonio. Santa Maria, lo sindaco su di fatto in primavera, può dare un premio a chi ti cantareri, se fa finita nanzi li drapperi, ma tutti i rifaccianeri più buoni, s'applaudendo di zappatori. E si ti piglia la malinconia, ne beniamina ciapi l'allegria, pattigini lumeghi rosimino, con una iorra di vino, a trutta di rubuti meglio. Farà li cantareri, si sopponendo in fetta i quartieri, lo macro d'ascia con un carrato neri, fasi una caravana, lo cantareri, pa fasi venti curi masciottoni, chissà si tende un po' da Sant'Antonio. Di distinzioni tra peri, bravi camuri e zappatori, e si c'è caldo in mezzo agli ambienti, marrano si tutorri in continenti, così raienti di Sassari mea, mi pare di vedere. Grazie. Facciamo un grandissimo applauso alla nostra Ghedda Band che si è anche prestata in maniera molto simpatica a supportare i nostri amici fiorentini in questo momento di show. Bravi ragazzi, davvero. Allora,
mentre Francesco sta insieme agli organizzatori affinando le manche, quindi stanno facendo gli abbinamenti per il prossimo turno, chissà come sarà. Però io vorrei vedervi avanzare piano piano, perché abbiamo qua un buco e noi abbiamo bisogno del vostro calore per sentire ancora di più il fiato sul collo. Vorremmo vedervi sempre più vicini per questa gara all'ultima succhiatura di Ciogga Minuda. Lillo, patron, come sta andando? È un'edizione strepitosa. Particolarmente animata questa sorpresa dei ragazzi fiorentini. Veramente, se la potessimo programmare faremo un picco di ascolti, come si dice in televisione. Sono contentissimo, la piazza è piena, spero che ti stiano divertendo tutti. E adesso inizia la competizione vera. No, vediamo, sono rimasti qua, cioè non stanno mollando un colpo. Sì, sono ancora qui, intanto entro la mezzanotte comunque termineremo, quindi chi ha impegni domani mattina di spiaggia può tranquillamente organizzarsi. Mi raccomando, fate il tifo. Allora, ci dovremmo essere quasi, vediamo un po', chiediamo alla regia e al nostro telecioghista se i turni sono stati, cioè i nomi sono stati abbinati per andare avanti nella sfida. Non è semplice equilibrare, bilanciare, no? la gara, perché dobbiamo comunque mettere, insomma, i più forti anche nelle condizioni, sì, creare competizione, andare in crescendo, quindi qua si fa lunga, quindi ci deve essere dibattito là dietro, dibattito, non state tranquilli, Cali, Federico, ragazzi, state tranquilli, giochiamo in modo pulito, ok? Quindi non ci sono giochi per favorire nessuno, è assolutamente una gara pulita. Anzi, invitiamo chi è stato eliminato, oltre ai ragazzi fiorentini, se c'è qualcun altro e non ha preso il suo cadeau, la medaglia, di raggiungere il nostro super mega patron Lillo Carboni. Super mega degli anni 80? Che cos'era? Cartoni animati della Odeon TV. Ah, eccolo qua, quindi ci siamo. Arriva anche con uno dei RIS particolarmente rappresentativo e provato, alto, il più alto dei RIS. Ci siamo, Francesco? Come sì, siamo? abbiamo costruito un tabellone con insomma, cercando di fare un criterio, li abbiamo un po' sorteggiati, poi li abbiamo un po' aggiustati, Okay. però insomma. Allora, però voglio dire una cosa prima Vai. di andare avanti. La Cioghitta potrete rigustarla in onda su Catalan TV, giusto? Nelle prossime settimane. Sarà dedicata, insomma, alla messa in onda, il palinsesto, sarà tutto Ciogga Minuda, Lillo, Rachele, Francesco, Gedda Band, insomma, Bruno Lombardi, che è in qualche modo rappresentante insieme ad Antonio Sossi, chiamiamolo. Bruno, ci sei? Un collegamento da Catalan TV, Bruno Lombardi. Dai, vieni Bruno, vieni a salutarci. Tra l'altro è stato protagonista nei giorni scorsi proprio per parlare di tradizione, di lingua e di storia, no? Sassarese. Ciao, Bruno. Lui. Facciamo un grande applauso. Vieni in mezzo, Bruno. prego. Io devo a Bruno una diretta dei Candelieri che è andata liscia come 7 ore di diretta. Una passeggiata di salute. E se non fossi stata insieme a lui mi sarei, non so, buttata dal ponte di Rosello per la disperazione, perché io avevo esaurito dopo i primi 35 minuti, insomma, tutto il bagaglio di conoscenze. Quest'uomo è un pozzo inesauribile, fortunatamente. Sono molto contento, insomma, di essere parte di questa grande squadra e comunque tanto di cappello ai due signori che sono qui. Veramente la signora e il signore sono veramente eccezionali. Niente, Grazie. me ne vado. Andiamo in onda su Catalan TV, quando potremo gustare ancora la Cioghitta? La vedremo prossimamente in differita su Catalan TV, canale 15. Seguite i social, quindi seguite i social per sapere quando
ci saremo nel palinsesto. Ne approfitto per fare un grande grazie a Lillo per avermi coinvolto in tutto questo grande, in tutta questa grande baraonda. Grazie Bruno, grazie ad Antonio Solinas che è nel retropalco. Ci Allora, siamo. sì, torniamo nel vivo della gara, perché vi annuncio gli accoppiamenti dei quarti di finale, poi inizieremo subito con le sfide, perché comunque dobbiamo anche un po' accelerare, perché si è fatto tardino, Rachele. Vedi. Stiamo andando. Allora, il primo quarto di finale sarà tra Donadu e Cadeddu. Il secondo quarto di finale sarà tra Cali e Oldani. Il terzo quarto di finale sarà tra Murru e Nonne. E poi avremo Pintus contro Pinna. Ok? Partiamo. Partiamo con Donadu e Cadeddu, che preghiamo di salire sul palco per il primo quarto di finale. Qua vogliamo sentire le tifoserie, perché di sicuro ciascuno di loro ha un gruppo di riferimento. Siete qua per loro. Ora Quindi ripetiamo, vi a vogliamo eliminazione sentire. diretta, poi avremo le semifinali. Dove sono i nostri concorrenti? Uno sta arrivando da dietro, l'ho visto, Sono scappati. e l'altro pure, mi Sono sa. scappati coi fiorentini. Eccoli. Bisogna temerli, questi ragazzi. Eccoli. Donadu e Cadeddu per il primo quarto di finale sul palco, eccoli qua. Eccoci qua. Qua ragazzi è mors tua vita mea, quindi dovete prevalere uno sull'altro per andare avanti. Ma mi sembrano ben equilibrati. Prego, Ris. Non andate via perché avrete la medaglia di partecipazione, voi che vi siete come gli altri, appunto qualificati e comunque presentati sul palco. Ci siamo? Mani dietro la schiena, perfetto, ci siamo. Il countdown. No, fermi, non siamo, la regia non è pronta, un attimo. L'urlo di Daniele da dietro. Oh! No, vediamo una classifica, abbiamo bisogno di vedere, eccolo qua. Ecco, 1 minuto e 30, ci siamo. Ci siamo con il countdown, siamo pronti, credo. Vai. Partiti. Primo quarto di finale. Doneddu e Cadeddu per il primo accesso in semifinale. Poi naturalmente dalla semifinale conteggeremo direttamente il terzo posto. Secondo me iniziamo a sentire la competizione adesso. Iniziamo a sentire la competizione. Beh, sì. Ci sono delle ciocche per terra che spero non siano decisive, perché adesso ogni ciocca può essere preziosa, Attenzione. Non perdete il ritmo e non fatevi, come dire, Entrambi hanno la stessa tecnica, no, uno destra-sinistra. piantino davanti, Sì, piantino davanti, piantino laterale. 40 secondi. Sono momenti diversi, modi diversi di affrontare la ciocchita. Però entrambi viaggiano a un buon ritmo. 30 secondi. Attenzione che siamo quasi al rush finale. Qua uno prevarrà sull'altro, vi daremo subito il risultato. Anzi no, ve lo diamo dopo magari. Naturalmente ci sarà il conteggio dei RIS. 10. Ultimi 10 secondi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Un grande applauso ai primi dati due da fare, protagonisti dei quarti di finale. Si sono dati, considerando il livello di olio che vedo sul banco. Sì, schizzi ovunque. Sì, si Credo sono anche sul tuo impegnati. vestito, Rachele, sei contenta? Infatti ogni anno devo buttare la mise. Vabbè. È così. Allora conteggio e musica. Musica e secondo quarto di finale tra poco. Sì.
Sempre che ti pregunto y cuando come donde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás y así pasan los días y yo desesperado tú siempre contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando con los que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre que te pregunto y cuándo, come dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. ¡Era! Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando con los que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre que te pregunto y cuándo, come dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Grazie. Eccoci qua. Allora, quest'anno contaminazione non ce l'abbiamo avuta soltanto sul palco nell'ambito della sfida, ma abbiamo contaminazione, quindi non solo sassaresi, anche nei RIS, nel nostro reparto della giuria che valuta. Abbiamo Aldo che è di Milano, addirittura di Milano. Un giudice milanese per la ciogga. Aldo, ci sei? Aldo? Da Milano? Aldo da Milano, è in collegamento Aldo da Milano, ci sei? Pronto? No, per sapere che ci fa nei RIS un milanese, no? Questa esperienza di conteggio di ciogga minuta, tra l'altro ciucciata da altri, insomma. Eccolo Aldo, facciamo un applauso ad Aldo. Che ci fai qua? Ma sei sassarese ormai? Ti senti un po' sassarese? Sì. Sono sassarese da 23 anni. Ah, vabbè, quindi hai una grande esperienza di ciogga minuta. Sì, no, 3-4 edizioni, non di più. Sì, bello, mi piace. È entrato un po' nell'animo, no? Questa cionfraiosità, come si dice? Questa Cionfra, punto. Cionfra, punto. Sì, è vero, mi è entrata. È diventata la cionfra. Dai, allora ti lasciamo il tuo mestiere di giurato a controllare che la gara venga svolta, insomma, come il notaio, no? Come il notaro, ecco. Dai, facciamo un applauso ad Aldo e al fatto che ha scelto Sassari a Milano, insomma, ha deciso di vivere qua. Allora andiamo intanto con il secondo quarto di finale, chiamiamo sul palco Federico Cali che sfiderà Giuseppe Oldani. Wow!
Eccoli. Ce l'abbiamo qua. Loro sono già pronti per la magica sfida. Dimmi. Il tavolino questa volta. Cioè? Ero prima a destra, adesso a destra. Ah, va bene, ok, io non mi posso ricordare dove avevo usato prima. Ok. Hai cambiato, perché Federico com'è? Cioè, anche non dobbiamo stordire il concorrente, no? Federico è un compito arduo, lo sai. Lo so. Dai, però noi crediamo in te, abbi pazienza Giuseppe, però. Ok, no? No, ma intanto... Ecco, dai, va bene. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Adesso arrivano i piatti di Lillo con il nostro RIS che li serve. Anche questa volta belli carichi. Sì, adesso bisogna farli potenti, Ecco, ci siamo. Bisogna Siamo farli pronti. potenti. La regia è già prontissima. La regia è pronta, Lillo si mangia una ciocchita tra una cosa e l'altra, l'abbiamo beccato. Prova qualità, eia. Ci siamo, Ris? Siamo pronti? Mani dietro la schiena. Possiamo andare? Lillo, vai? Via! Si Gara parte partita. con Oldani che con la sua tecnica a due mani. Inutile anche star lì a commentare perché... Però anche Cali a me è un concorrente che me lo ricordo anche l'anno scorso, insomma. Allora, Federico anche l'anno scorso è partito un po' in sordina e poi ha Sì, poi sbaragliato la si era concorrenza. lanciato e magari farà un esploit anche quest'anno. Chi lo sa. È stato un po' deludente nella fase eliminatoria con solo 21 ciocche mangiate, però magari adesso ci spara un risultatone. Anche l'anno scorso poi insomma ha sorpreso arrivando al terzo gradino del podio. Esatto. Quindi una... Abbiamo il terzo contro il secondo dell'anno scorso, questa è una sfida importante. Siamo a 40 secondi. Questa è una sfida importante. E infatti comunque... Intanto lo ricordiamo, scusa, abbiamo per il primo premio la ciocchita d'oro, secondo premio ciocchita d'argento, il terzo premio è sempre d'argento, un pochino più contenuta, un po' più piccola. Sì, con il nostro maestro Roberto Fanari come sempre che fornisce i premi. Tra l'altro il pubblico e anche i concorrenti devono sapere che la ciocchita che viene donata per i vincitori porta l'impronta del nostro patron Lillo Carboni. I buchetti... Attenzione, 2, 1, 0. Ci siamo distratti parlando Scusate, ragazzi. dei premi, però insomma hanno finito una prova importante da parte di entrambi, ve lo assicuro. Poi vedremo il conteggio da parte dei RIS, però insomma questa è stata una sfida molto combattuta. Intensa. Assolutamente. Esatto. Andiamo a vedere il conteggio e poi musica, maestri. Ok, a fra poco per gli ultimi due quarti. È molto pericoloso. Di lumache. Allora, Luciamani per piccolo d'arizza, asciutta come la meglio in razza, la cena embriaco per la pezza, la notte va in pacchi di necuzza, cori di mamma, cori di mamma. La radini che ne molto capatto,
girando in giro con la sceta in coto, infine ci ha venduto una carrozza, pa' 3 cosci di vino e 2 tazzetto, cuore di mamma, cuore di mamma. Quando è cotto e detto che era cura, ma va sempre in zucca tira. Allora di travaglio va intera e manda tutti i canti in ora amara, cuore di mamma, cuore di mamma. A carrasciare i casi piazza, i passeggeri in baco e tazza, pantaloni a ginocchi a raccouzza, pago da una bocca un ciopo di sacchizza, cuore di mamma, cuore di mamma. L'ultima di Carrasciani e sciacogli di culto a Micheli e si consola bagne di Briscioni che in bocca da 30 urinari, cuore di mamma, cuore di mamma, cuore di mamma, cuore di mamma, cuore di Grazie. Grazie a voi, cara band. Ci siamo, Francesco. Eccoci. Ci sono? Sì, ci sono. Sì, cerchiamo di accelerare un po' perché Sì, stiamo esatto. veramente sforando coi tempi. Allora, siamo alla terza manche di questa semifinale. Andiamo a chiamare sul palco Vai, Rachele. Mario Nonne e Giuseppe Murru. Sono già Mario pronti, Nonne, credo. Giuseppe Murru. Eccoli Dove qua, sono? uno da una Eccoli. parte. A sorpresa. Dove è finito il secondo? Mario Nonne e Giuseppe Tu Murru. sei... Mario no. Eccolo qua, era distratto. Stava prendendo... Mario Nonne, Giuseppe Murru, prego Stava accomodatevi. prendendo dei Vai, segreti Lillo. dal campione. Forza, ci siamo. Troppo alto. Dobbiamo dire all'organizzazione che il tavolino... no, Si lamentano del tavolino alto, adesso iniziano un po' anche, no? A trovare... ogni scusa è buona, esatto, ogni scusa è buona. o un perché cuscino magari si potrebbe utilizzare. dovremmo inventare il tavolo regolamentare, no? Come un po' la piscina Olimpioni. Sì, non è a destra, non è a destra. Mario Nonne alla mia destra e Giuseppe Murru a sinistra. Eccoci qua, ci siamo. Allora, Ci siamo. regia, mettiamo i minuti. Prego. Regia. Ci serve il timer. Eccoli qua, Eccolo ci siamo. pronto, vai Pronti? Lillo. Via al terzo Partita quarto la di gara. finale tra Giuseppe Murru qua con gli occhiali e Mario Nonne che ha fatto un punteggio molto importante nella fase eliminatoria con ben 35 ciocche. In realtà in teoria parte favorito su Giuseppe Murru che ne ha mangiate solo 22, però non si sa mai, ogni sfida è apertissima. Siamo a un minuto. Mario Nonne conferma comunque il suo ritmo importante e si candida per essere uno dei semifinalisti. Ma Giuseppe Murru non molla e ora ha iniziato a viaggiare a un ritmo maggiore. Ora se ne è appena buttata una sui pantaloni. Vai ad occhiare le macchie sui pantaloni. Ultimi 30 secondi, ragazzi.
sono entrambi molto competitivi, non vi svegliamo nulla, 15 secondi. però viaggiano entrambi a ritmi serrati, con le ciocche che passano da una parte all'altra, 9, 8, 7, passando 6, dalla bocca. 5, 4, 3, 2, 1, stop! E finisce anche il terzo quarto di finale tra Mario Nonno e Giuseppe Murru. Bravi ragazzi. Tra poco vi daremo il risultato, Bella vedremo gara, chi di voi andrà in semifinale. Facciamo partire il conteggio e musica band. Maestro sceglie la canzone. Sassari mia di noti e beta, assai più beta che a di pari fa vedi ad ogni preta, e chi ti voglia di così, a baita chi sa baciata, forse non è mai abbaitata sotto la luna, sotto la luna. Sassari mia di noti e beta, assai più beta che a di pari fa vedi ad ogni preta, e chi ti voglia di così, e chi sa in trintareta pari una pinzillata, forse è una fetta di luna che l'ha baciata, che l'ha baciata. Sassari mia di noti e beta, assai più beta che a di pari fa vedi ad ogni preta, e chi ti voglia di così, e si dai ai mutu mutu, e a corti vedo intendi li pozzi di 10, chi so brighendi, chi so brighendi. Le voci dei 10 che sopravvivendi, che sopravvivendi. E si dai ai mutu mutu, e ancora ti vedo intendi le voci dei 10 che sopravvivendi. Chi so
preghetti. Grazie. Siamo arrivati alla grande sfida. Ultimo quarto di finale che coinvolge il campione in carica. Sono già qua sul palco, esatto, che son chiacchierano pronti. amichevolmente. Chiacchierano e guardano gli avversari, li sfidano. Sono cugini, ci svelano, quindi una sfida in famiglia. Tiziano Pinna e Antonio Pintus. Tiziano Pinna e Antonio Pintus, accomodatevi. Chissà quante volte vi siete sfidati davvero a tavola. Lui due ce le ha già. No, non potete fare questi... Ma vi trovate anche a tavola normalmente, non so, Natale, per dire? Sì, ma non vince. Lui vince solo con la ciocchita, con il resto non ce la fa. Con il resto vinci tu. E qual è il resto? Dai, vogliamo sapere. Ok. Il resto mangiando vince Tiziano, ma Tiziano è più forte. Allora, dove sono finiti i nostri preparatori, i nostri giurati? Stanno contando sicuramente anche i quarti di finale precedenti, però Dobbiamo apparecchiare il tavolo della sfida. abbiamo due signori da servire. Perché... Con cosa iniziamo? Ma tu che hai vissuto un po' tutte le edizioni, ma hai un po' cambiato il menù? Cioè, si è affinata un po' la tecnica anche di cottura? Oppure hai notato, insomma, che più o meno lo standard è quello? Peperoni, aglio, prezzemolo, cosa ci metto? Allora, c'è da dire che in alcune edizioni non è stato semplice fare le gare, perché cucinando comunque 50 kg di lumacchine per la gara, non tutte erano particolarmente buone. Alcune erano ancora vive. No, erano proprio mangiati. Ok. E quando mangi lumacchine ne basta una per rovinarti la serata. Per adesso stiamo andando di lusso, quindi ci siamo. Dai. E quindi è migliorata la situazione, dai. Decisamente. E beh, dai, alla 16ª edizione ormai, insomma, sei uno chef. Ah, ecco, allora abbiamo super allora, diciamolo, professionismo. visto che hanno fatto i complimenti i concorrenti. Il Raggio d'Oro, sono stati loro a cucinare la ciocchita di stasera, quindi facciamo un applauso a tutto lo staff. Mitico Rachele, il del cronometro è Raggio già pronto, Ci il quarto siamo, di andiamo. finale pure, i ragazzi si sono baciati amichevolmente. Antonio Pintus si concentra con un sospiro. Lillo. Partiti. E parte l'ultimo quarto di finale con i due cugini Antonio Pintus, campione in carica, e Tiziano Pinna, che provano a sfidarsi in una gara. Stava scappando la ciocca, stava scappando, ma lui... No, non gli scappa, già la recupera. Con naturalmente Antonio Pintus favorito, ma Tiziano vuole provare a spodestare il cugino dalle semifinali. Siamo si dà da a fare. 50 secondi, ragazzi. Qualche difficoltà per Antonio, qualche ciocca un po' più difficile da estrarre, però guarda il buchino del canino sul guscio. È lui. Chirurgico, È lui. chirurgico, è proprio chirurgico. Siamo a 30 secondi. Scuote già la testa Tiziano. Guarda come si... Tiziano, scruta. goditele, affutti i dinni. E intanto Antonio, Non controllare. ultimi Siamo a 15 15. secondi con Antonio Pintus che inesorabile continua 10, a 9, ingurgitare 8, le ciocchite. 7, 6, 5, E Tiziano gli renderà il favore a tavola un'altra volta con altre cose. 1, stop. Antonio si è alzato anche qualche secondo prima, proprio vabbè. La strafottenza del... no? Del Qua sei campione in pieno, carica. no. È pieno, attenzione, potrebbe essere in difficoltà per gli altri turni. Ah, no, c'è spazio, c'è spazio. Pieno, ma no, c'è spazio, C'è vabbè. spazio. Allora,
Parte il conteggio e musica. Band, la Ghedda. Bruciato a giù la mia vita. Vantadini. Lampato da giura gioventù. A 20 anni è già finita. Oh Madonna, aiutami tu. Che vita, io non posso più campare. Vabbè mamma mi dizia, dimmi tu cosa vuoi fare. Come gana di coniare, non ti piace a travagliare, ma di cui tutti a me, si travagliano di me. Ne manco aveva 20 anni, la meglio gioventù. Pa' qui pa' dire compagni, a mamma non vengo più. Paghi si bagli mani, e io piegno non ti di. E 30 che si anni, consumo ripeti. Chi tu non li ama, mamma mia, lo so tu si ne marani. Tutta canta qui pa' mea, e io mi sbagliato, il che pina di me ponienti, sono nato disgraziato, la verità mi si apprendi, l'unico me ho insegnato. 20 anni sono passati, avanti la giù più, i tempi sono ciampati, non tornano mai più. O Vergine Maria, e non riesco più, se tu mi fai la grazia io non ritorno più. Sono passati, avanti non la giù più, i tempi sono ciampati, non tornano mai più. O Vergine Maria, io non riesco più, se tu mi fai la grazia io non ritorno più. Saranno sono gli anni, a mamma non vengo più. Addio ai miei 20 anni, addio mia gioventù. Sanati sono gli anni, a mamma non vengo più. Addio ai miei 20 anni, non tornano mai più. Giuseppe Zucca, un applauso. Grazie, grazie a tutti. Facciamo un applauso al nostro gruppo. Michele Pedretta al basso, Fabio, Domenico Frisciano, Nicola De Riu. Grazie a tutti e grazie a Lillo per averci ospitato. Allora abbiamo i semifinalisti. Non abbiamo fatto in tempo a preparare il tabellone, abbiate pazienza. Le due semifinali saranno tra Giuseppe Oldani e Mario Nonne, questa è la prima semifinale, e poi Antonio Pintus contro Luigi Donadu. Quindi chiamiamo i primi semifinalisti. Facciamo Giuseppe un applauso Oldani a chi non è riuscito a passare. e Mario Nonne, sì, vabbè, onore a questa tutti manche. naturalmente.
Ah, venite, chi è stato escluso? Gli eliminati vengono possono perché anche venire a prendere la medaglia. la medaglia per ricordare questa edizione numero 16. Partiamo subito con la manche, quindi. Sì, non so se Lillo voglia premiare prima Quindi gli Federico eliminati. Cali, Sì, ce li abbiamo, ecco qua Tiziano. eccoci qua. Lui è Con, Tiziano il- Pinna che esce con onore ai Facciamo un quarti di grande finale, applauso. sconfitto dal campione in carica. Grazie, Complimenti a tutti davvero. Quindi siamo pronti per la prima semifinale. Lillo, Federico Cali. Federico Cali, anche lui. Federico, hai lottato con onore. Hai difeso questo terzo posto con grande passione. A testa alta, complimenti. Girati, Federico. Allora, prima semifinale abbiamo, ripeto, Giuseppe Oldani e Mario Nonne, nuovo arrivato, ma io l'avevo detto all'inizio che sarebbe andato lontano, infatti ce l'abbiamo in semifinale. Accomodatevi, signori, che siamo pronti. Mancano quindi 3 sfide e poi ce ne andiamo a casa. Ragazzi, tenete duro, 2 semifinali faremo velocissimi perché comunque c'è anche attesa per vedere se si confermerà il campione oppure no. Però questa semifinale, insomma, da qua avremo il primo finalista, voglio dire, cioè, insomma, no? Comunque con una new entry così forte. Sì, lui... Diciamo che il nostro vice campione in carica le deve vivere tutte. Sì, adesso il vicecampione dovrà darsi da fare per accedere ancora una volta alla finale. Il cronometro è pronto, i piatti pure, le mani sono dietro la schiena, i RIS si stanno per schierare e Lillo sta per far partire il conto alla Il rovescia. tabellone è pronto. Attenzione, prima semifinale. Oldani, Nonne. Partita in questo momento Forza ragazzi. con Mario Nonne che da outsider si è inserito alla grandissima tra i primi 4 e prova a guadagnarsi la sfida contro il campione in carica, ma Giuseppe Oldani naturalmente non ci sta e vuole continuare a essere lui lo sfidante principale di Antonio Pintus, che poi sfiderà nell'altra semifinale Luigi Donadu. 1 minuto. Tanto vengono consegnate altre medaglie fuori dal palco. Mario Nonne viaggia con una sola mano, Oldani con 2, ormai la sua tecnica consolidata. Guarda come scivola questa musica, no? Questa sfida. Siamo a 40 secondi. Loro viaggiano un altro ritmo, come tutti rispetto alla musica. Ci vorrebbe un gruppo hard, proprio di quelli hard rock pesante, per tenere il ritmo 25. di questi ultimi superstiti sul palco, dopo una lotta serrata che ha visto tutta la sera alternarsi i concorrenti sul palco. Ultimi 13 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! È la prima semifinale. Complimenti. Finisce così la prima semifinale tra Giuseppe Oldani e Mario Nonne. Ancora il conteggio del RIS che sarà rapidissimo, poi la seconda semifinale tra Antonio Pintus e Luigi Donadu che sono già pronti. E in un poi attimo scopriremo quindi i quarto, finalisti. terzo classificato e poi Sì, esatto, e poi ci godremo ci la godremo finale la tutti grande insieme. finale. Musica. Giuseppe, canta. Ah, in te. Anime piano piano suon denti,
e son finti che noi siamo in pari. Non è a dire ma te si canzona, quando torno a casa in te, ma si manca robani, a baccaro vino, bagnelli zimino, non si può morire. Una sera embriaco, ma cosa mi importa, ci campa una bocca e compreso mari. Si razzantara di la carriera ed ognuno fa metà di te. Oggi da figlio con Maria Antonietta, a tamba e caminegna per me. Ma si manca robani, ma baccaro vino, ma niente zimino, non si può morire. D'una sera embriaco, ma cosa mi importa, ci campa una bocca e compreso mari. Si razzantara di la carriera ed ognuno va metà di te. Oggi da figlio con Maria Antonietta, a tamba e caminegna rompene. Ma si manca robani, a baccaro vino, ma niente zimino, non si può morire. D'una sera embriaco, ma cosa mi importa, ci campa una bocca e compreso mari. Ciao vedi la fine che hai fatto ed io non voglio che fini così. Di marito io naccio non sono e mi lo voglio ancora godere. Ma si manca robane, a baccaro vino, ma niente zimino, non si può morire. D'una sera embriaco, ma cosa mi importa, ci campa una bocca e compreso mari. Ehi, nacio triporendi una di, dato video a casa lo video, tanta canta. Grazie. Ok, siamo veramente alla fine, praticamente mancano due sfide, la seconda semifinale e poi la finale. Abbiamo visto la bellissima sfida tra Giuseppe Oldani e Mario Nonne. E adesso abbiamo il supercampione in carica. Supercampione in carica Antonio Pintus che sfiderà Luigi Donadu. E li con un chiamiamo sul grandissimo palco. applauso li chiamiamo sul palco. E poi chiaramente alla Fatevi fine di sentire. questa semifinale vi daremo dal quarto posto al terzo posto e poi ci godremo la finale insieme. Antonio Arriva Pintus e Luigi Antonio Donadu. Pintus che si è cambiato la maglietta. Cosa ha fatto? Ho visto Ma qua che abbiamo stava- ancora dei resti della succhiatura precedente? Non lo so. Perché lo sai, il campione vuole trovare il campo libero. Ecco che arriva il RIS. Aspetta che c'è una ciocca. Eccoci qua. C'è una ciogga, lanciamo le groupies. Bene. Facciamo lì. Eccoli qua, Antonio Pintus e Luigi Donadu per la seconda semifinale. Un applauso. Stretta di mano. Ci siamo. Giudici. Comincia a farsi sentire Andiamo. un po' la stanchezza, no? Che ore sono? È mezzanotte, dai, Eh. siamo nei tempi, siamo nei tempi. Siamo nei tempi, però, Poi insomma, la 1 minuto e tensione- 50, poi faremo, chiaro, ci sta. I RIS sono pronti, i piatti pure.
cambia il piatto. Cambia il piatto, Siamo arrivano dei piatti in addirittura- ceramica, guardate. Il servizio è cambiato, proprio per l'ultima semifinale. Si alza il livello, si alza il livello. Certo, perché qua bisogna trattarli bene i nostri concorrenti, insomma, no? Ci siamo, il cronometro è pronto, manca un giudice però, ne abbiamo uno. Dai. C'è una guerra tra i giudici interna, vabbè, non vogliamo sapere i dettagli. Abbiamo una madre in prima fila, tra gli abbonati Rai della prima fila, vuole vedere il figlio. Chissà quanto è ciò che gli ha cucinato, vero? Ma scusate, avvicinatevi, avvicinatevi. Non vi mangiamo, avvicinatevi. Vabbè, sono sedute là, vedono meglio, dai. Ci siamo. Vai Lillo, pronti per l'ultima semifinale? Si parte per la seconda Forza, tifoseria. semifinale con Luigi Donato e Antonio Pintus, campione in carica, che non si risparmia. La tecnica è quella. Sì, ma lui non è uno stratega, lui ingurgita, lui butta giù. So che l'hanno corteggiato per aprire una scuola di succhiatura di ciocca. Sicuramente potrebbe essere un maestro. Un minuto. Però anche Luigi Donadu si dà da fare e pur sbrodolandosi la maglietta prova a dare mattana ad Antonio Pintus, che comunque viaggia col suo solito ritmo veramente di quasi una ciocca al secondo. Ricordiamo detentore anche del titolo, del record assoluto di ciocche mangiate, adesso non ricordo bene quante fossero, però numeri impressionanti, siamo già oltre gli ultimi 30 secondi. Con Luigi che prova a dare il tutto per tutto per provare a spodestare il campione in carica, il detentore di più trofei, Antonio Pintus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Antonio si alza sempre 2 secondi prima, così, e lui, vabbè, non ha bisogno di mangiarle tutte. Va bene, seconda semifinale andata, allora Chissà. Ripeto, adesso un'altra pausa musicale, poi torneremo con la classifica dal quarto al terzo e poi naturalmente secondo e primo che si giocheranno la finale. State ancora con la Ghedda Band. Musica. Sì. Perché tu come cucino Amedeo è mancato in rivendita di pagna tutto anch'ito col chinticato e facci feo e non travaglia sempre in gota non manco magna manzane sera gli assomiglia l'imbriachiera e lanza sempre una mania di cantare si pone sotto a rubaconi di carriera con la sua voce a firumena vuoi cantare. Oh mia cara Filomena, i canotti io tornato a caricare, io sto arrivando e preparami la cena e che ci sia roba buona a ruzzicare. Veni brutto capi briaconi, cirudroni cacchicato e mani e crocco, ai mani a zona iatta drizzo di riunioni e baccanotti arrozzicati mani un crocco. Torra fendeva a timburare, ho cominciato l'urro simpatico
da Sassari, con 30 litri bacio, il culto a capo da Russoni direi pagna, tutturroni, fanfarroni e gran foraggio, e paghe e coca dei canotti non si magna. Vai e travaglia, mandronazzo, non hai buon prezzo, buona niente indussi e buona più da tazzi. Se non si scendi d'ora di carrabatezzo e tieni crazzo mezza berra di bucazzi e quando passa chi si piccia di vitrini e tutto fiato mamma mia e poco è feo è passato tutto tanto rumacchini a me che dopo me non ci lo vedevo aio. Grazie. Eccoci. Scusate, dietro ma c'erano naturalmente i momento dei controlli sono conteggi. serrati e la pressione è tanta. Allora, Possiamo già dire qualcosa? certo che possiamo dire qualcosa. Si classifica al quarto posto di questa edizione numero 16. della Cioghita d'Oro Mario Nonne con 24 ciocche mangiate nella semifinale, però ha fatto veramente numeri importanti anche negli altri turni, quindi tra l'altro esordiente Mario Nonne si classifica al quarto posto. Mario Nonne, vieni qua perché Vieni, Mario, che ti abbiamo premiamo. la medaglia che il super mega patron Lillo l'Iper. Arriva Mario Nonne, eccolo qua, quarto posto, complimenti Mario. Complimenti. Mario Nonne al quarto posto, si classifica al terzo posto con 34 ciocche mangiate in semifinale Luigi Donadu. Grande applauso Luigi. Ecco Luigi che Dove fa tutto sei? il giro. Al terzo posto. Terzo posto. E c'è anche il premio, vince la Cioghita d'argento, la mini Esatto. Cioghita La mini d'argento. Cioghita d'argento e anche la medaglia. Per Luigi ricordo. Donadu poi la medaglia naturalmente di partecipazione. Sta facendo il giro largo. Sì, perché è un po' fetente questo ingresso. Eh sì, qualcuno ha rischiato grosso po' anche cercando traditore di questo ingresso, esatto. tagliare la strada, di accorciare la strada. Eccolo qua, Eccolo Luigi qua, facciamo Donadu. un grande applauso al terzo classificato di Che questa vince anche la... sedicesima Gli edizione. entra? Forse lo uccide Lillo Dobbiamo sul tagliare palco, il naso attenzione. adesso. No, cioè abbiamo rischiato la tragedia, però è andata bene. Complimenti. Luigi Donadu. Ancora un grande applauso che anticipa il momento. Anticipa la finale che ancora una volta è quella annunciata. Ci sono andati vicini ma non sono riusciti a spodestarli dalle sedie della finale. Ancora una volta si sfideranno per la Cioghita d'Oro 2026 in una finale che sarà super spettacolare. Al Cardiopalma. Giuseppe Oldani E Antonio Pintus. la folla si infiamma. Giuseppe atletico con i toscani che si sono schierati con lo sfidante. Li ha pagati, lo confermo, li ha pagati. Li abbiamo visti più volte nella finale. Esatto. Con Antonio Pintus, Per noi ormai che come sappiamo... è normale, siamo già alla terza edizione che viviamo questo momento. insomma. Assolutamente, assolutamente. Però piatti che vengono riempiti La ceramica per fino voi. all'orlo. Un trattamento... Qua si scherza, chiedono il nome al supercampione. E vedremo però se Giuseppe questa volta riuscirà, come ha già fatto altri anni, attenzione, non è Esatto. che È già successo. non è che non sia successo, quindi non è un esito scontato. Adesso
alla finale a 2 minuti. Ricordiamoci che il pallone è rotondo e la ciogga pure, quindi può succedere di tutto. Quindi chiediamo alla regia di cambiare... La finale a 2 minuti, Antonio Pintus dietro le quinte mi ha confessato Ministro scendi dall'Occi e quindi 2 minuti Regia, cambiamo il counter. riusciranno ancora di più. Dobbiamo chiedere alla regia di mettere il conto a 2 minuti perché è fissato su 1,30. Daniele, ci sei? No, mi dice di no. Abbiate Sta pazienza. lavorando. C'è tutta una impostazione tecnologica che va fatta. Bisogna resettare il sistema operativo e poi mettere 2 minuti. No, aspetta, non credo che ci siano, adesso stavo scherzando naturalmente. Penso che possano farlo in pochi istanti. Ce la faremo Vero? con la tecnologia. Qua com'è? La tensione è altissima. No. Nessuna dichiarazione prima della gara. So Gugibaro, di la verità. Vinca il migliore, ovviamente. Certo, vinca il migliore. Non dico nulla. Attendiamo ancora l'aggiornamento del tabellone con il cronometro. I nostri tecnici ingegneri dietro stanno lavorando alacremente all'aggiornamento del software. Eccoli, ecco, abbiamo i 2 minuti. Ci Eccolo siamo. fatto, eccolo fatto. Lasciamo... Attenzione, sta iniziando la finale della Ciocchita d'Oro 2026. Antonio Pintus. Liberiamo la Scusami. Contro Luigi Donadu. Siamo pronti. Questo non si poteva dire. Ma non lo sapeva lui, però va bene, dai. Siamo partiti. 2 minuti di sfida finale. No, non sanno quello che dicono, ma va bene così. C'è chi si spoglia addirittura per questo momento. Volano le magliette degli amici toscani. Però sui 2 minuti può succedere di tutto, perché comunque, guardate che Luigi sta andando Siamo veloce. a 1:30. Ma guarda. Giuseppe, scusate. La pressione Sì, assolutamente. del podio. Per ora viaggiano, secondo me sono quasi appaiati. 10. Sto vedendo una grandissima performance da parte di Luigi Donadu. Attenzione. Un pubblico che si infiamma, magliette che volano. Siamo a 55 Anche Antonio viaggia sui suoi grandi ritmi, ma Luigi Donadu sta andando, sta facendo la prova finale importante. Ancora 48 secondi, ragazzi. Prova ad accelerare il campione in 40 carica. secondi. Però sarà una sfida all'ultima ciocca veramente, perché stanno veramente dando il meglio di loro stessi, 30 nonostante secondi. ne abbiano fin qua. Volano le maglie degli amici toscani. Magliette sul palco. 20 secondi. Sale l'entusiasmo, vediamo la mamma di Antonio in prima fila che lo chiama. Ultimi 14 secondi, ragazzi. 10, 9, 8, 7, Attenzione che la sfida è molto 5, equilibrata, è molto 4, equilibrata. 3, 2, 1, 0. Stop. Allora, io ve lo dico, secondo me veramente all'ultima ciogga, perché Luigi ha fatto una prova, si è superato. Giuseppe, scusate, sono un po' stanco. Giuseppe, sono un po' stanco. Perché Antonio lo conosciamo, i numeri che può fare, ma Giuseppe ha fatto una prova finale davvero importante e secondo me il conteggio sarà veramente all'ultima ciogga, perché saremo davvero, sono tantissimi, ne hanno mangiate secondo me 3-4 la differenza, non di più. Lasciamo allora il conteggio ai RIS. Guarda come
La della stampa, finale i social c'è grande si attesa, infiammano, sì, beh, esatto. naturalmente. Devono andare a controllare. Guarda anche com'è il campione. Il campione in stesso carica, controlla. verifica se effettivamente c'è. Fallu Quello è i Podà, candelieri, eccolo ragazzi, qua. ai candelieri. Mentre i RIS controllano con attenzione che tutte le ciogche siano ben mangiate e contano. Noi Ci ascoltiamo un pezzo e poi vi diamo il risultato finale. Però li voglio tutti e due sul palco, naturalmente. Lillo. Sì, l'ultimo pezzo, siamo a mezzanotte e un Abbiamo quarto. sforato la Abbassate mezza. appena appena il volume, forse. Esatto. No, non ci dice niente nessuno. Lillo, ti voglio sul palco per alzare la mano al vincitore. Andiamo. Ho sognato una vita piscina piena d'anelli e riccioli d'oro e da zia in carrera longa e tutti un pari faziami un coro e oh, veni a badà e oh, veni a badà. Già si chiamava Maria Guzzetta ed è da fazia la piscina trappera e a vidella già era un piazzeri quando cantava Sabria Rosero e oh, veni a badà e oh, veni a badà. Una sera di Dio già era invitata ai me guai passeggiare da poi di un poco miraggio abbracciata Maria Concetta ti voglio sposare e oh veni a badà e oh veni a badà. Miraggio sognata un montone di volte in venti di bianco e pronta a badà ma una voce mi nasce da tu e mariposo vai a travagliare e mariposo vai a travagliare e oh veni a badà e oh veni a badà. Mi so chi citato e Maria Guzzetta dico e peparita torrai da me, tu sei la mia vita fa sempre la notte ti voglio sognare fa sempre la notte ti voglio sognare e oh fammi sognare e oh veni a badà e oh fammi sognare. Un applauso a Nicola. Allora, per il momento della proclamazione vi vogliamo tutti davanti. Venite, parenti, non parenti, amici, concorrenti. Naturalmente i due finalisti sul palco. Esatto. Antonio Pintus e Giuseppe Oldani vi vogliamo qua con noi. Io ho qua i foglietti come si faceva con la box un tempo, no? Sì. Qualcuno se lo ricorderà, no? I foglietti dei giudici che ti davano Intanto il risultato ai punti. mettiamo al centro, ecco, prendiamo... Ma si sono incollate, com'è possibile? Sono incollate. Facciamo pronostici.
Chi ha vinto la 16ª edizione? Come la vedete? Come la vedete? Tanto la medaglia di partecipazione entrambi che naturalmente prendono. Allora Lillo ti voglio in mezzo naturalmente perché visto che ho preso i foglietti dai giudici tipo come si faceva Stile nel box, pugilato, esatto. nel pugilato. Allora, ce li abbiamo qua. Ve li dico veloci, vi risparo, non sto lì troppo a... Giuseppe Oldani 48, Antonio Pintus 59. 11 cioghe. Si conferma Però è stata una sfida bellissima. campione. Complimenti ragazzi, bravo a tu. Complimenti. Ce l'abbiamo qua, ve li faccio vedere. Vuoi fare lo scoop con i... Eccolo qua. Ecco il momento del 48 a 59, ripeto. Mi dicono i giudici, tra l'altro, che qualche ciogga di Giuseppe era piena. Quindi qualcuna l'hai persa, non l'hai mangiata bene. Perché comunque io l'ho visto e pensavo fossero 5-6 la differenza. Però magari quelle 5-6 che ho visto io erano piene. Però davvero una grande prestazione anche da parte di Giuseppe Oldani, ma ancora una volta il campione è il nostro Antonio Pintus che vince per la 13ª volta. Grande Antonio. Hai fatto 13. Lillo, abbiamo finito? Sì, voleva annunciare che Antonio voleva devolvere in beneficenza il valore della fusione delle tutte le sue collanine a un'associazione che si occupa di cultura sassarese, l'associazione culturale AB, l'associazione Pintus. Buonanotte, grazie Iris, grazie alla Ghedda Band, grazie a tutti. Grazie a Rachele Falchi Grazie a Francesco Salis, il nostro telecioghista. e grazie a tutti voi. Ciao buonanotte.